zona libera della carne dell'Alto Friuli. Ne parliamo assieme a esperti, docenti, scrittori, ricercatori. Andrea Zannini, che è qui già seduto, non ha bisogno, è l'enfant du pays, è di casa, in Carnia, Santopeli e Chiara Colombini. Andrea, io credo che potresti cominciare tu a dialogare con gli altri. Grazie moltissime, di nuovo ben trovati. Ho con me due veri storici della resistenza delle zone libere. Santopeli, che ha insegnato per tanti anni a Padova scienze politiche, e Chiara Colombini, che è una ricercatrice, una studiosa dell'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza. Si chiama ancora Istituto per la Storia della Resistenza? Sì. E della società contemporanea, ecco, questo volevo sapere, di Torino. E allora, la formula del dialogo è per cercare di, diciamo, esplorare senza grandi costrizioni dovute a delle relazioni i temi, alcuni dei quali sono anche usciti dalle relazioni interessanti di questa mattina, che ci hanno ricordato alcuni temi e ci hanno anche dato alcuni elementi di novità. Quindi non ci siamo messi d'accordo, ma io vi farò alcune domande e voi dopo procedete per le strade di montagna che preferite. Però insomma non sentieri troppo lunghi, così diamo magari un po' più di ritmo al dibattito. Vorrei cominciare da Santopeli e chiedergli come sta la storiografia sulle zone libere, che è proceduta in questi decenni un po' a sbalzi, in maniera carsica, come tutti i temi, diciamo, non esattamente, non vorrei dire fondamentali, però non quelli che richiamano l'attenzione di più. Attualmente qual è l'interesse per le zone libere e secondo te quali sono i temi di maggiore interesse dal punto di vista storiografico rispetto all'esperienza delle zone libere barra repubbliche, ma non voglio nemmeno entrare, non interessa forse nemmeno entrare sulla questione definitoria. Grazie, buongiorno a tutti. Come sta la storiografia di adesso? Di adesso siamo noi, diciamo, no? E questa è la storiografia. E in quest'anno, per esempio, oltre a questo convegno, senz'altro ci sarà un altro convegno gemello per certi versi, che riguarderà l'intero panorama nazionale, ma che fa centro sulla Val d'Ossola, e si pone delle domande, esattamente come questo, non rituali, diciamo, cioè siamo andati oltre quella fase che aveva avuto una grande ripresa anche nel settantesimo, eccetera, anche grazie o comunque per colpo o per merito dell'ANPI, la rivisitazione dell'esperienza delle zone libere come semi di costituzione, come anticipazione della Costituzione, della Repubblica. Non che non ci sia qualcosa di estremamente interessante in questo, ma forse questo era l'aspetto tutto sommato più rituale. Adesso invece mi pare che l'attenzione si vada concentrando anche su cosa questa esperienza ha residuato, non più sul piano ideale, su quel piano che tu richiamavi stamattina, ma nel concreto dei territori dove queste esperienze si sono realizzate, no? E per esempio tu, interessante intervento che hai fatto stamattina alla chiusura delle relazioni, dicevi proprio il fatto che lì, diciamo, è abbastanza evidente che sta per finire l'esperienza concreta, il fatto che proprio si rilanci sul piano progettuale, teorico, ideale, giuridico persino, indica, cioè, ci porta ad ammirare ancora di più questa tensione ideale e questa capacità progettuale. Cosa certamente incontestabile, ma in realtà
che queste cose si realizzino nel momento in cui stanno nel concreto per chiudersi in modo assolutamente sanguinoso, apre quell'altra dimensione che è quella che in questo momento mi pare anche più interessante. Che dislivello c'è fra, diciamo, chiamiamola sinteticamente, la classe dirigente, cioè quelli che pensano in termini politici e organizzano e realizzano, progettano le istituzioni e anche i loro risultati teorici, giuridici, eccetera. Che differenza c'è, che salto c'è tra la consapevolezza di questa esigua classe dirigente e il resto della popolazione, che in qualche modo in realtà avverte che sta per arrivare il diluvio universale per quanto li riguarda. E mentre sappiamo ormai tutto, direi, dell'attività progettuale, ideale, giuridica, eccetera, sappiamo continuiamo a sapere molto poco di cosa resta poi su questo territorio. E questo è certamente da una parte, diciamo, poi lo dico così in maniera troppo schematica, ma è il campo di interessi che andrebbe ancora arato. Nello stesso tempo è difficile a questo punto, a 80 anni dai fatti, immaginare quali sono le fonti per riempire questi buchi. Verrebbe da dire che le ricerche su come la popolazione in tempo reale abbia vissuto quei fatti e abbia vissuto, diciamo, in risonanza o in contrapposizione o in un terrorizzato stupore ciò che stava accadendo. Ecco, per rispondere a questo tipo di domande in maniera puntuale è probabilmente troppo tardi, insomma, no? Mi veniva in mente stamattina, pensando a queste cose, come un uomo dagli studiosi completamente trascurato, ma che era assolutamente all'avanguardia dal punto di vista della ricerca, Cesare Bermani, negli anni 60 comincia a girare col magnetofono la Valsesia, eccetera, e produce quel monumento di storia orale che si chiama Pagine di guerriglia, qualcosa del genere. I titoli, io ho scritto talmente poco che non riesco comunque a ricordare neanche i titoli miei, quindi quelli degli altri ancora meno, però voglio dire, non a caso quelle testimonianze, non in presa diretta, ma comunque ancora che potevano catturare il corpo vivo, le emozioni dei protagonisti, è stato sempre completamente emarginato. Credo di essere uno dei pochissimi storici della Resistenza che ha citato a volte Cesare Bermani. Ecco, se non ci sono più le testimonianze dirette, e se ci fossero sarebbero le testimonianze di novantenni che, come ci ha insegnato suo malgrado Gad Lerner, a poco servono per capire in realtà quel momento, a cosa rivolgersi. Qua sono i ricercatori locali che con qualche conoscenza in più del territorio possono avere delle suggestioni. Questo comunque sarebbe l'altro strumento che viene in mente, e credo che anche la prima relazione di stamattina in qualche modo abbia la possibilità di aprire anche per ricerche già in parte avviate questo scenario, cioè andare a vedere che risultato dal punto di vista, cioè cosa resta nella cultura politica della popolazione, non dei dirigenti politici che erano arrivati da fuori, che poi cosa resta. E allora, per esempio, lo studio delle candidature e poi dei risultati elettorali nelle zone libere può fornire degli strumenti molto importanti. E anche questo forse potrebbe essere uno dei lavori più interessanti per il futuro. Sì, hai toccato due tasti che in realtà sono presenti alla pur periferica storiografia della Repubblica della Carnia. Penso per esempio al lavoro che ha fatto Matteo Ermacora sulla popolazione, sui rapporti tra popolazione, che credo tu abbia anche citato, sul volume che abbiamo fatto sulla Repubblica della Carnia, era proprio centrato su questo discorso qua. E poi so che le amiche non si dovrebbe dire amiche, via, dell'AMPI
e hanno lavorato in questi anni proprio per esempio sulle candidature femminili e sulla ricezione in termini di istituzionalizzazione della partecipazione delle donne, perché tu parli di residui, uno del residuo da capire è il grado di istituzionalizzazione, come potremmo dire, di politicizzazione all'interno del quadro costituzionale delle donne, e questo è un campo veramente molto interessante dove ci sono problemi grossi di fonti, perché in realtà non è che per le elezioni abbiamo tutte, soprattutto a livello locale abbiamo le fonti, quindi hai proprio toccato due punti. Vorrei coinvolgere Chiara proprio su questo discorso della messa a terra, per usare il termine che adesso è inflazionato, delle zone libere per quanto riguarda appunto il rapporto fra partigiani e popolazione. Anche i partigiani però è il titolo del bel libro che trovate qua e che vi consiglio, di Chiara Colombini, che mette il dito sulla piaga della rivisitazione e delle retoriche antipartigiane. Quali sono le retoriche sulle zone libere? Ci sono delle retoriche ancora operanti che ci impediscono di vedere bene il fenomeno. Ci sono delle retoriche, delle controretoriche. Penso per esempio all'idea che per opporsi alla retorica revisionista degli anni 90 e 2000 forse si corre nell'antiretorica opposta e si dice no, i rapporti in realtà tra partigiani e popolazione furono sempre funzionali e sempre organici. Ci sono delle retoriche sulle zone libere, per esempio Santopelli ha sempre avuto qualcosa da ridire sul termine repubblica, intesa in termini, come potremmo dire, non tanto enfatici quanto in termini progettuali. Ecco, quali sono le retoriche che ci portiamo dietro su queste esperienze partigiane dal tuo punto di vista? Allora, intanto buongiorno a tutte e tutti anche da parte mia. Dunque, io ho l'impressione che quanto a retorica antipartigiana, diciamo così, non mi pare che ci sia una specificità delle zone libere. Quello a cui alludeva anche Monica Emanuelli questa mattina, mi pare, il ladri di polli e rubagalline, che viene usato come epiteto per i partigiani, lo trovi nelle zone che hanno avuto un'esperienza di una zona libera o l'esperienza addirittura di una repubblica, lo trovi anche dove questo non si verifica. Credo che sia un contesto più generale e diciamo così, riprendo quello che ha scritto Santopelli nel libro che tu citavi prima riguardo al convegno che avete fatto per il precedente anniversario. Forse le zone libere hanno come elemento di grande interesse il fatto che condensano in poco tempo, in uno spazio circoscritto, tutta una serie di problematiche che trovi in realtà a livello molto più generale. E questo è senz'altro vero per i rapporti tra partigiani e popolazione. Lo è perché è senz'altro, quelle sono senz'altro condizioni in cui la popolazione si trova a vedere e a convivere direttamente con le forze partigiane, a utilizzarne anche l'appoggio e a constatarne l'utilità per tutta una serie di aspetti anche molto pratici, ma nello stesso tempo è una delle condizioni che rivela quanto è sempre difficile, sempre precario l'equilibrio preziosissimo tra partigiani e popolazione, che è un equilibrio che viene messo a repentaglio dai pericoli che incombono sulla popolazione.
comprensibilmente terrorizzata dalle incursioni nemiche e, nello specifico delle zone libere, dal momento in cui le zone libere vengono spazzate via. E sono rapporti da ritessere faticosamente, ma questo si produce anche in occasioni di rastrellamento e non necessariamente a azioni di ampio respiro che mettano fine a una zona libera. Si producono in qualsiasi stagione dei mesi della resistenza e in qualsiasi contesto geografico. E attiene proprio al fatto che c'è un legame di fondo e di sostegno di fondo tra la popolazione e le formazioni partigiane, che è, diciamo, una prova a contrario, nel senso che un movimento clandestino senza il supporto delle popolazioni che ha attorno non vive. Cioè, se la popolazione gli è ostile, ha vita breve, questo è del tutto evidente. Detto questo, però, il rapporto non è idilliaco, e non è idilliaco per tante ragioni. Certamente per il pericolo dei rastrellamenti, per il pericolo delle rappresaglie, ma lo è anche per la questione delle risorse. Di nuovo, la relazione di questa mattina lo ha spiegato bene: gli interessi di differenti settori della popolazione possono comunque cozzare con le necessità materiali di centinaia e poi migliaia di uomini armati che hanno bisogno di tutto, in zone che tendenzialmente, poiché sono impervie, tendenzialmente non sono le più ricche di risorse. Quindi nei fatti ci sono delle problematiche che possono creare urto. È anche altrettanto evidente che le formazioni partigiane sono del tutto consapevoli di quanto è vitale questo equilibrio. E per arrivare alla relazione che è stata fatta anche sulla giustizia partigiana, a cui accennava Fabio Verardo questa mattina, la disciplina dura, aspra e intransigente sotto molti aspetti che le formazioni partigiane si danno nei confronti delle spie, nei confronti dei banditi, nei confronti di chi trasgredisce i codici di comportamento che vengono definite, sono figlie, quella durezza è figlia della necessità di preservare quell'equilibrio. Quindi, per tornare alla risposta e non dilungarmi, non mi pare che rispetto al rapporto tra partigiani e popolazioni ci sia una specificità diciamo così, nell'antiretorica partigiana riguardo alle zone libere. Mi pare di poterlo constatare più ampiamente sul movimento partigiano. Dall'altro punto di vista, credo che diciamo, la retorica inversa, che più che altro è un'accentuazione della linearità del rapporto tra partigiani e popolazione, in realtà è figlia non tanto degli anni 90 quanto dell'immediato dopoguerra e dell'idea del movimento partigiano come un'avanguardia che è sostenuta interamente dal popolo. Ora, ripeto, questo sostegno c'è, ma è un sostegno difficile da conquistare, a corrente alternata e comunque sempre da ritessere. Riguardo all'accenno che ha fatto Santopeli prima, all'accentuazione in termini non problematici di quanto le repubbliche partigiane o le zone libere siano state dei semi di Costituzione, credo che sia il frutto di ciò che con il nostro sguardo ex post chiediamo a quelle esperienze. Che certamente è un po' normale negli eventi fondativi. Certo che lo è. E certo che quello slancio verso il futuro c'è, lo ha spiegato molto bene stamattina Fabio Verardo, però
per tornare a quello che dicevo prima delle zone libere che condensano tanti problemi generali, uno dei problemi generali che riguarda tutta l'esperienza del movimento partigiano è il rapporto tra presente e futuro che c'è in quel momento per i protagonisti. Il futuro è qualcosa che tutti aspettano, tutti cercano di condizionare, nel senso di costruire, di porre le basi per, e di farlo sulla base delle differenti culture politiche, e in questo senso i semi certamente ci sono. Poi però bisogna tenere conto del fatto che quel futuro in quei mesi è qualcosa che fa da sfondo, è molto più concreto, molto più pressante, è il presente, è l'urgenza della guerra e di quello che puoi fare materialmente in quelle condizioni lì. E stamattina diverse relazioni hanno sottolineato questo aspetto. Mi sono segnata una frase che ha detto Roberta Corbelletti questa mattina, Corbellini, citando da un documento del CLN, se ho capito bene, del 10 ottobre di Prato Carnico, che dice: faremo il possibile per risolverli. È molto banale dirlo, ma se non si tiene conto di questo, secondo me un po' si falsano i piani, ci sono i progetti e poi c'è ciò che materialmente in quel presente le persone possono fare. Assolutamente. Voglio farti un'altra domanda, perché sia le organizzatrici si sono poste il problema di reperire nuove fonti, sia, ne accennava Santo prima, tu hai costruito una storia passionale della Resistenza costruita su fonti personali e anche intime. Secondo te c'è spazio ancora per ricostruire la vita della popolazione in questo senso? Dove dobbiamo guardare? In che direzione dobbiamo lavorare? Dobbiamo solo riprendere, come spesso succede negli studi storici, la documentazione che abbiamo già guardandola da un altro punto di vista, e cosa ci può restituire per capire la realtà, per esempio, di queste zone anche abbastanza particolari dal punto di vista delle relazioni sociali, questo tipo di documentazione? Ma allora, io ovviamente non ho una conoscenza specifica delle fonti di questo territorio, però mi pare che sempre nel volume che è stato prodotto, che però è uscito nel 2013 forse, quello del Mulino, ci sono due riferimenti che mi hanno molto interessato, e uno, perdonatemi, non mi ricordo i nomi, non mi ricordo il nome dell'autrice, era in realtà una riflessione sulle relazioni dei parroci, sulle relazioni scritte ex post e quindi condizionate da tutta una serie di... Era il saggio della Liliana Ferrari. Esatto, esatto. Condizionate da tutta una serie di aspettative anche nei mesi in cui già si pensa alla guerra fredda, insomma, e quindi ai timori che questo suscita, mettendola in rapporto anche a relazioni invece o a punti comunque coevi riguardo alle vicende. Così come forse nel saggio di Ermacora, ma potrei sbagliare, c'è anche citato un diario personale. Io personalmente penso che le fonti soggettive e le fonti coeve, ovviamente non da sole, siano molto utili, tanto più quando già c'è tutta una base di fonti molto note, interrogate, su cui gli storici hanno riflettuto anche in tempi tanto diversi. Credo che possano integrare con punti di vista differenti. E credo soprattutto, non so, io ho molta, forse perché mi appassionano molto, oltre alle fonti soggettive, diari e corrispondenze, secondo me sono spesso rivelatrici per
per portare in evidenza come vengono vissuti gli eventi, che cosa significano quegli eventi nelle vite delle persone, le relazioni partigiane, cioè le carte delle formazioni. Spesso anche solo per accenni in relazioni che parlano di tutt'altro, squarci sullo stato d'animo o sull'accoglienza, sul rapporto che si ha con la popolazione vengono fuori con concretezza, direi. Santo, a te invece un domandone che mi metto via da tempo su un tema che in realtà non so quanto sia stato organicamente trattato, ma che qui percepiamo come importante, il rapporto fra partiti e resistenza. Perché qui in realtà vediamo che c'è un rapporto né episodico né, come potremmo dire, tranquillamente accettato come peraltro sarebbe difficile immaginare che fosse. Tu che sei bravo a spiegare le cose anche più complicate, è qui per esempio, la nostra generazione si ricorda il termine partitocrazia che sembra scomparso dal dibattito pubblico. È qui la radice dell'impianto del sistema dei partiti nella società italiana, impianto che forse prima del 1922 causa anche un sistema elettorale era completamente diverso. Partendo dalla fine, io non nutro dei dubbi sul fatto che senza i partiti politici, che pure ovviamente nel settembre del 43 e anche successivamente hanno vita estremamente stentata, sono dei fantasmi che ricompaiono con scarsissime risorse. Io continuo a pensare, dopo tanti anni dedicati a queste questioni, che senza quella dimensione politica, che è certamente la dimensione partitica perché sono quegli specifici individui, quegli uomini che poi in realtà sono i dirigenti delle generazioni precedenti, in realtà sono quelli che tornano dal carcere, dal confino, dall'esilio. Ecco, senza questi, che però sono identificabili soltanto in quanto partiti, in quanto partito comunista, in quanto partito d'azione. Stamattina veniva citata l'importanza per quanto riguarda questa zona e per la qualificazione politica dell'esperienza, il fatto che arrivino a un certo punto delle persone che hanno un passato, una consapevolezza, una struttura e una cultura di politica organizzata e partitica. E certamente il pessimo stato nel quale versa la fama dei partiti politici, sono 30 anni di polemiche sulla partitocrazia, hanno quel fenomeno che si diceva anche prima, come proiettare sul passato ciò che stiamo vivendo adesso, e allora i CLN come simbolo di partitocrazia è tutto sommato un'interpretazione, dal mio punto di vista debolissimo, della guerra partigiana e della resistenza armata come un fenomeno spontaneo, fatto dalla gente, fatto dal popolo, eccetera. È la cosa più lontana dalla realtà che io possa immaginare. Questi partiti politici, fra l'altro, riusciranno non certo a produrre una guerra, ma a curvare politicamente una situazione che era tutto tranne che una volontà di guerra. No? Ecco, nell'Italia alla fine del 1943 c'è un fuggi generale, una disperazione, un rientro nelle situazioni individuali, familiari, comunitarie. C'è tutto tranne che un'enorme disponibilità, armiamoci e partiamo. E da questo punto di vista inventare, cioè dare uno sbocco alla renitenza alla leva, cioè al rifiuto della guerra, e tradurlo negli strumenti per un progetto politico, questa è un'operazione straordinaria di cui va dato atto ai partiti, ma quando dico i partiti
di fatto bisogna pensare soprattutto al Partito Comunista e al Partito d'Azione. Non diciamo tutti i partiti, ma abbiamo sempre in mente il Partito del Lavoro, che, come diceva Lussu, non si sa esattamente cosa sia. E quindi da una parte c'è l'importanza dei partiti, come hanno convissuto dentro questa vicenda, proprio perché sono partiti che costruiscono un progetto politico che è generale, che guarda a un futuro che riguarda l'intera nazione. Sono dei partiti destinati a essere solidali e concorrenti e nello stesso tempo si usa la formula concordia discourse o discordia concordante per dire che tutto sommato c'è una concorrenza feroce che in molti casi, come sappiamo, evolve anche verso lo scontro armato, verso comunque la concorrenza, la campagna acquisti che diventerà sempre più forte man mano che si va avanti nei mesi verso l'insurrezione finale. Nello stesso tempo però c'è una straordinaria capacità, che vuol dire essere politicamente formati e bravissimi, a produrre verso l'esterno un'immagine assolutamente unitaria. Cioè l'immagine, quella fotografia che avete visto senz'altro tutti, dei componenti del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia che sfila a Milano, hanno tagliato fuori il povero presidente del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia perché non era politicamente, comunque nella fotografia non si vede, la giustificazione è stata forse l'inquadratura, ma lui c'era. Ecco, però l'immagine che i partiti riescono a costruire della propria unità è un'immagine fondamentale. Non hanno ingannato proprio tutti, però diciamo una guerra come quella partigiana che non fosse riuscita a produrre di sé un'immagine unitaria avrebbe avuto scarsissima credibilità proprio. E quindi in questo senso sono stati certamente molto bravi. Però se posso passare dalla domandona alla domandina, quando abbiamo parlato prima di Ermacora, no? È vero che quello è un saggio... Che non credo ci sia qua, c'è Matteo? No. Mi dispiace, comunque non dirò niente che non sia a sua lode, però quello è un saggio bellissimo e nello stesso tempo un saggio che denuncia, che non riesce a chiudere, no? Cioè, se voi io l'ho riletto giusto per venire qua e direi quasi un paragrafo sì e un altro pure, alterna dei giudizi. Quali sono i rapporti fra partigiani e popolazione qui? Alto consenso, disperazione e denuncia. Funziona il rapporto e non funziona. E questa alternarsi non dipende dal fatto che Ermacora non scelga, ma Ermacora sceglie esattamente di rappresentare tutte e due queste componenti che sono compresenti, e stupirsene sarebbe la cosa più sciocca, nel senso che, come diceva prima Chiara, se tu in una zona abbastanza circoscritta e persino in qualche modo bloccata ci metti alcune migliaia di persone di più di quelle che ci stavano normalmente, cioè tutti questi partigiani, mentre le risorse addirittura diminuiscono perché il territorio è parzialmente o totalmente bloccato, è chiaro che con tutta la buona volontà, ammesso, e non è vero, che tutti i partigiani avessero rispettato le norme che imponevano comportamenti assolutamente rispettosi, eccetera, le modalità con le quali fare i prelievi buoni, eccetera, e comunque metti questa popolazione in una sofferenza terribile. C'è una diminuzione che è anche uno dei motivi, tra l'altro, per cui molti degli scontri fra partigiani derivano dal fatto che quando dice questa valle è la mia, se arriva qualcuno nella stessa valle a pesare su quella popolazione, salta tutto quel fragilissimo equilibrio che è sempre decisivo. Oppure che si rubavano gli oggetti dei lanci degli alleati. Nello stesso momento, però, avere sul territorio delle formazioni partigiane capaci di esercitare comunque delle forme di polizia e di giustizia che sono un salto di qualità rispetto a ciò che hanno sperimentato, perché avere in casa soltanto i fascisti voleva dire essere semplicemente una preda.
per esempio il fatto che i partigiani ti difendano dagli obblighi degli ammassi. Quasi tutte le zone libere sono caratterizzate, se, come ricordava Legnani sempre, al centro abbiamo le questioni alimentari, per esempio, allora mettere un calmiere, lottare contro l'esportazione dei beni che finiscono nel mercato nero, eccetera, eccetera, sono fenomeni di protezione della popolazione, e quindi hai la compresenza di un aggravamento e nello stesso tempo di una difesa, il che spiega questo alternarsi appunto di una gratitudine persino, o la sensazione di aver fatto un salto di qualità, oppure invece di vivere la vigilia di una tragedia che tu non avevi chiesto, eccetera, eccetera. Sì, solo chi non studia la storia si stupisce se talvolta le cose sono sia bianche che nere contemporaneamente, come ce lo dice anche la nostra esperienza di vita, a volte le cose sono sia bianche che nere. Senti Santo, sabato scorso il presidente Mattarella, nel suo lungo discorso con una forte impronta storica, ha fatto delle dichiarazioni per me, non voglio dire inaspettate, però forti, contro l'attendismo, cioè contro quest'idea che sarebbe stato sufficiente magari cercare di attaccare i presidi o i rifornimenti nazifascisti per facilitare l'arrivo degli alleati. E lui ha detto, secondo me, lodevole, però che noi lodiamo Mattarella, forse lo lodiamo così tanto perché abbiamo poche cose da lodare. Lui ha fatto capire, ha ben presente che oltre a una questione, diciamo, di condizione della popolazione, che dobbiamo ricordarci era profondamente prostrata dagli anni di guerra, dai prelievi, dagli ammassi, come hai ricordato te, forzati, dalla mancanza di uomini e quant'altro, ecco, dice una popolazione che aveva patito quel carico di sofferenze e di ingiustizie, non poteva, e immagino che lui intendesse non doveva, che reagire in questa maniera. Ecco, secondo te questa idea che in realtà siamo stati liberati, gli alleati ci avrebbero liberato comunque, e che la resistenza è stata tutto sommato un movimento comprensibile ma trascurabile nell'economia geopolitica, parola che va tantissimo e che io non sopporto, nella geopolitica del 1944-45, è ancora forte? Non è che sta cambiando un po' di forma, ma ci ritorna continuamente nei messaggi politici e giornalistici, televisivi e quant'altro? Beh, per restare sul termine con il quale hai aperto la domandona, diciamo, l'attendismo, è una di quelle parole così che vogliono dire moltissime cose e che sono logorate dall'uso, no? Attendismo diciamo, alla lettera vuol dire non facciamo niente almeno fino a quando non arriva il momento buono. E a me pare abbastanza visibile che con quella virtuosa, non trascurabile ma esigua minoranza di italiani che invece hanno scelto di impegnarsi in prima persona nella guerra partigiana, cioè vuol dire, quella è proprio un'esiguità. La maggioranza della popolazione italiana è stata attendista, a meno che noi vogliamo inseguire ancora delle immagini dell'insurrezione di tutto il popolo, no? Un carissimo amico, Luigi Borgomaneri, che mi ha fatto leggere una relazione sull'insurrezione
di Milano che presenterà a un prossimo convegno. Dice sì, qua a Milano abbiamo complessivamente 1500, i partigiani arrivano il 28 di aprile a Milano, ma a Milano l'insurrezione tra il 25 e il 26 è cosa fatta. Ecco, lui dice tutto sommato a Milano possiamo, mettendoci assieme i corpi, la Guardia di Finanza, le SAP, eccetera, 10.000 persone. È una popolazione che, per quanto ridotto dagli sfollamenti, abbiamo 1 milione di persone che grava su Milano. Ecco, cioè l'idea. Poi le piazze si riempiranno di popolo, ecco, ma che sia esistita quella che è stato da sempre il progetto politico di chi ha diretto la guerra partigiana. Noi, i tribunali e i triumvirati insurrezionali vengono realizzati dal Partito Comunista nel giugno del 1944. Le stesse zone libere, in realtà, nella interpretazione forte che ne viene data dai comunisti e anche dagli azionisti tra il giugno, il luglio e l'agosto del 1944, è la prova dell'insurrezione. È un'avanguardia, è lo stesso modello che poi verrà replicato più in grande, ma intanto dobbiamo vedere cosa facciamo quando comandiamo noi. Se abbiamo una piccola zona dove sperimentarlo, poi lo vedremo. E il primo obiettivo che ha ogni zona libera dal punto di vista del progetto politico che vi è sotteso è vedere, di chiamare la partecipazione. Abbiamo bisogno di coinvolgere l'intero popolo in questa vicenda. Quanto sia riuscito questo progetto, quanto sia la partecipazione popolare, sia all'esperienza, alle istituzioni nuove, alle prove di democrazia che si fanno, è esattamente le domande che ci stiamo ponendo, no? Però, da questo punto di vista, torno a dire che se per attendismo si vuole contrastare l'idea che ci sia esistito un attendismo molto diffuso, perché questo contrasta con la guerra di popolo, io alla guerra di popolo non ci credo proprio. Su questo è vero quello che diceva Chiara, cioè nessuna guerriglia può avere delle possibilità di sopravvivere a lungo se non ha una base di consenso popolare, ma ragazzi stiamo parlando delle colline, stiamo parlando delle vallate montane isolate e fuori. Cioè, il problema è che il popolo in Italia, che pure non era esattamente già una nazione industrializzata, però stava nelle città. Se da questa prima banale considerazione aggiungo la seconda ancora più banale, e cioè che fino a più di metà dell'Italia tutto questo di fatto non avviene, nonostante tutti i tentativi lodevoli e per certi versi comprensibili di rileggere varie forme di insorgenza o la partecipazione di meridionali alle bande partigiane del nord. Di fatto la guerra partigiana è un'esperienza che riguarda una parte non maggioritaria della nazione, insomma, no? E quindi da questo punto di vista non trovo scandaloso pensare ma lo trovo del tutto ovvio che la maggior parte della popolazione non sia scesa in guerra, perché se questo fosse mai accaduto mi diventerebbe del tutto incomprensibile la storia dei 22 anni precedenti. Cioè, perché mai una nazione dove c'era un popolo così innamorato della libertà, così fiero e così combattivo, è partito senza colpo ferire per l'Etiopia, poi per l'Albania, poi per la Spagna, poi per la Russia. E le poche voglie guerriere dentro a molta guerra fatta un po' per forza, comunque tutte quelle che c'erano si erano esaurite. La spinta guerriera vera arriva da chi arriva da fuori, in realtà, da chi dentro la società italiana fino a quel momento non c'era stato, più infinite individuali eccezioni naturalmente sulle quali non possiamo fermarci. Certo, e questo ci fa assegnare un valore etico per certi versi ancora maggiore alla lotta di resistenza. Questo è, credo, la chiosa che io voglio fare. Chiara, prima di aprire un po' la discussione, vorrei farti una domanda su un tema, però non so la domanda. Il tema
è il tema che ormai sembra obbligatorio fare in questo tipo di incontri, cioè il rapporto fra storia e memoria. Peraltro Antonella Lestani nella sua introduzione ha messo i puntini sulle i, ha detto che chiaramente si tratta di due, come si può dire, approcci, non campi, però due approcci completamente diversi. In realtà, se guardiamo il discorso pubblico, siamo continuamente tartassati da questo paradigma memorialistico, no? Poi ci mettiamo anche del nostro, anche noi che facciamo gli anniversari, no? Abbiamo bisogno che ci sia la cifra. Quando è che faremo l'anniversario degli 82 anni e 6 mesi di un avvenimento? No, dobbiamo fare gli 80 anni, i 90 anni. I giornali, non so, lo dico per esperienza, ti chiedono solo una cosa perché è l'anniversario. Ecco. E naturalmente i sociologi se la cavano dicendo che questo è una fisima dell'uomo contemporaneo perché ha perso il senso del tempo, eccetera, eccetera. Abbiamo secondo te un po' risolto questo confronto, scontro tra memoria e storia, oppure siamo ancora invischiati? Adesso faccio la battuta, c'è arrivata perfino Lampi a capire che c'è una cosa è la memoria collettiva e una cosa è la storia. Ecco, ci siamo tolti un po' questo macigno o continueremo a confondere queste due dimensioni legittime ma in taluni casi divaricanti? Allora, credo che non si sia risolto, credo che l'insistere con le migliori delle intenzioni, civiche, diciamo così, e anche etiche, sulla necessità di difendere la memoria, credo che in realtà sia una posizione molto scivolosa. E credo che lo sia perché la memoria, se non è nutrita di storia, diventa qualcosa che ripeti, diventa qualcosa di ossificato e immobile e che subisce sempre una serie, come è logico che sia, come è umano e assolutamente normale che sia, è logico che subisca l'esigenza del momento, ma va poi a perdere il contatto con quello che è la necessità di conoscere realmente la storia. Io credo che serva, per rubare uno slogan che usa spesso Giovanni De Luna, più storia e meno memoria. Forse è eccessivo dirlo così, però direi almeno tanta storia quanta memoria, perché altrimenti dal mio punto di vista non si va molto lontano e se posso permettermi lo farei partendo dall'osservazione sull'attendismo che è stata fatta dal Presidente della Repubblica e che, come posso dire, mette in evidenza l'accezione che diamo noi oggi a questa idea di attendismo. Però intendiamoci bene, perché in quei mesi lì l'attendismo è esattamente la questione su cui si dividono le interpretazioni anche militari e anche etiche delle formazioni partigiane. È lì che passa il crinale tra chi dice bisogna agire e questo vuol dire attaccare e questo vuol dire uccidere e fare delle azioni e anche pagare il prezzo di quelle azioni, che può essere salatissimo, ma va fatto così. Perché se tu non agisci, cioè se accetti il ricatto della conseguenza della rappresaglia, non c'è resistenza. Questo nei documenti partigiani c'è chiarissimo. E questa è la posizione che, se vogliamo dirla un po' con l'accetta e semplificando, divide le sinistre dalle forze moderate della resistenza. Poi è anche vero che all'interno delle stesse formazioni ci sono posizioni diverse, quindi lo dico, è uno schema che semplifica le cose. Però un conto è concepire la lotta in questo modo. Dall'altra parte
attendismo è una parola che ha accezione negativa. Chi concepisce la propria lotta come una lotta che non deve essere all'attacco, o meglio, la dico al contrario. Chi sostiene una posizione attendista pensa che chi conduce una lotta all'attacco comunque sia come minimo imprudente. Se va peggio, sei crudele e non è irresponsabile, esatto, la parola che ricorre costantemente è irresponsabile. Irresponsabile rispetto alle conseguenze che pagheranno altre formazioni partigiane, civili, un territorio. Ma lì è proprio, se si guardano i documenti partigiani di allora, è proprio il cuore della scelta della resistenza. Allora, se lo guardiamo coi nostri occhi, attendismo, e la pensiamo in senso ampio, come prima diceva Santopeli, il mobilitarsi è un conto. Bisogna tenere presente che in quel contesto storico lì, attendismo sì, attendismo no, vuol dire un'altra cosa. Posso aggiungere una cosa? Come in tutti i movimenti insurrezionali c'è poi una questione generazionale, perché tu dici questa era una posizione che tagliava le formazioni, a volte era anche all'interno della stessa formazione. Per quanto io ho studiato per esempio lo Soppo, tagliava certamente i democristiani dagli azionisti, ma addirittura all'interno degli azionisti c'erano differenze tra chi aveva fatto la guerra, non so, quelli che addirittura avevano passato la prima guerra mondiale e i ragazzi di 20 anni che arrivavano in quel momento. Quindi questo in realtà, credo di fare il discorso che dici te, solo la storia insegna a distinguere, perché una ricostruzione non storica mette tutti sullo stesso piano, mentre dobbiamo arrivare fino a questo grado di distinzione. È corretto secondo te? Cioè più in fondo si va, più in realtà il discorso si complica, ma è più veritiero, cioè in fin dei conti si avvicina alla ricerca della realtà, che è l'obiettivo di fare storia e non di fare memoria. Però la questione dell'attendismo è veramente cruciale, perché lì passa veramente l'idea di che cos'è la resistenza con le armi e cosa implica. E bisogna anche però farsi carico dei costi, per dire dei costi che implica quello che ha scritto Santopeli sulle storie dei GAP. È una rappresentazione plastica di questo tipo di dibattito che attraversa la resistenza. Le azioni dei GAP, ma è inutile che lo dica io quando c'è Santopeli accanto a me che lo può dire, ma le azioni dei GAP sono l'espressione forse massima di punta di cosa si concepisce come radicalmente contrario all'attendismo, perché è una questione politica ed è una questione anche etica, nel senso le azioni le valuti rispetto agli obiettivi che ottieni, che sono militari, ma è anche, cosa che a noi sembra del tutto inconcepibile, fortunatamente perché viviamo in tempi diversi, ma è questione di riscatto, lo devi fare, è una questione che va fatta anche per dignità di quel movimento. Se posso aggiungere una cosa, l'osservazione che facevi tu giustamente è anche una questione generazionale, e per vedere quanto conta la questione generazionale, vedi come attraversa il partito che per eccellenza è quello che farà la battaglia contro l'attendismo, cioè i comunisti, no? Mi viene in mente 3.000 esempi possibili, compagni, le relazioni dall'Emilia, per esempio, no? Nel Modenese, ma la cosa la vedi nella Forlì, la vedi dappertutto. I giovani e quelli che sono rientrati che vogliono combattere subito, e i pochi giovani che hanno reclutato vogliono passare immediatamente all'attacco, ma la zavorra in quel caso sono i vecchi militanti dello stesso partito, perché chi ha resistito in Italia, ha resistito vuol dire che ha tenuto la bandiera rossa
sotto i covoni, sul solaio, la fotografia di Matteotti da un'altra parte, eccetera, e però guerra e diciamo lotta armata non ne hanno fatta mai, e non fa parte soprattutto del bagaglio del movimento operaio di cui loro sono gli interpreti. Loro hanno conservato le tradizioni del sindacalismo, le tradizioni dell'organizzazione operaia, ma queste cose non ce l'hanno. E allora tu trovi delle direttive che dicono: adesso noi a questi vecchi tromboni facciamo questa cosa, gli attentati invece di farli lontani li facciamo vicini a casa loro, perché appena verranno travolti dalla rappresaglia capiranno che o di qua o di là li dobbiamo costringere pagando un prezzo quindi al proprio interno. Quindi è una lotta, è una battaglia che uno pensa che i comunisti ce l'abbiano con i democristiani quando parla di attendismo, ma in realtà anche all'interno del partito c'è una lotta feroce. Se pensi che già nell'autunno del 43 la direttiva generale per tutti gli iscritti, per tutte le federazioni del partito è dare il 15% dei militanti alla lotta armata, al lavoro sportivo. Passano 6 mesi e dice: oh ragazzi, altro che 15%, cioè in realtà se non arrivavano i renitenti alla leva, se non arrivavano, non mettevi sulle brigate partigiane con i vecchi iscritti, perché quelli erano, perché a 40 anni sei attendista, forse non lo so, possiamo dirne 1000, ma questo è. Per esempio mi viene in mente un caso friulano, Renato Del Din, alpino, osovano, patriottico, che fa un'azione, lo dico col più grande affetto, sconsiderata contro una caserma di Tolmezzo, dove trova la morte, quindi voglio dire è sconsiderata, ma il peso l'ha pagato solo lui, e ce lo potremmo benissimo descrivere come un comunista, come potremmo dire, sfegatato. Era assolutamente il contrario. Qual era la base della sua ideologia? Secondo me una buona base era che aveva 21. Va bene. Per contro c'era Fabian, di cui abbiamo sentito nominare oggi, che era, adesso non mi ricordo che data avete detto, del 99, tu capisci che fare la guerra a 45 anni, come dicevi te, era un'altra cosa. Prendi il microfono. Aveva un'altra formazione, perché Fabian è uno che si forma in Francia, si forma nella guerra di Spagna. No, scusi, no, si forma in Spagna, sì. E al confino va. Sì, al confino. Sì. Non vi sentono dietro però. Sì, appunto, in Spagna, al confino e in Francia. E quindi ha una formazione, tra l'altro una generazione che si è formata in un clima spesso anarco-sindacalista o sì, tra l'anarchia e il socialismo. E infatti lui non partecipa alla lotta armata, lui è nel CLN. E poi sì, ed ha un rapporto, tra l'altro, ecco, ha una personalità particolare perché ha un rapporto molto stretto con la popolazione. Ed è uno di quelli che poi vengono emarginati. E deve confrontarsi con la nuova generazione anche di comunisti. E qui il discorso si allargherebbe volendo anche alla questione del confine orientale. Grazie. Abbiamo 10 minuti per domande ai nostri ospiti, perché avete l'occasione di avere due grandi storici, una grande storica e una grande storica. Dai, Laura. Non domande, due cose velocissime. Allora, primo, non si può leggere la parte politica relativa a Friuli per quanto riguarda le formazioni, soprattutto la Osoppo, se non si entra nel discorso della crisi di Pielungo, che spacca per questioni di vertice, per la linea democristiana contro quella del Partito di Azione, la resistenza osovana.
quelli del Partito di Azione vengono emarginati e mandati su confine col Terzo Reich e diciamo a un certo punto Verdi e De Luca tornano in auge, anche se chi comanderà per un lungo periodo e tutto l'inverno l'Ausoppo non sarà né Verdi né De Luca, ma sarà una terza persona, cioè Cengic, che però era sempre a lottare, quindi gli altri. Vabbè, allora, questo è un fatto. Secondo, non è vero che non c'era qui una politica, ma c'era una forte politica. Stamattina qualcuno diceva non c'erano rappresentanti di partito, come no, c'erano all'interno dell'Ausoppo, ma non facevano la zona libera, e c'era Gortani. Gortani era un chiaro rappresentante della Democrazia Cristiana e della Chiesa, perché anche la Chiesa ha una sua politica interna ai movimenti partigiani e comunque a un assetto nuovo della società. Cioè non possiamo dire che la Chiesa è avulsa. E anche quello chi si riferiva ai diari dei sacerdoti, l'articolo di Liliana Ferrari, onestamente dice che certi diari sono stati scritti a posteriori perché non avevano tempo di scriverli, quindi risentono della posteriore in cui sono stati scritti. Finale, ancora una cosa, dopo fine c'è tuo fratello che deve parlare, andavano partigiani, questione familiare. Andavano partigiani perché erano obbligati, qui era Loza, che ripeto, quindi non possiamo fare confusioni, c'era la leva 24, 25, 26 obbligatoria e dovevano andare come soldati per il Terzo Reich o altrimenti lavorare per la Todt obbligatoriamente, quindi molti giovani vanno partigiani per questo ed erano i figli della gente del paese, i mariti eccetera, altrimenti in carne non sarebbero vissuti mai. Grazie. Marco Puppini. Fabian è vero, era un vecchio comunista che aveva la sua età era un vecchio comunista che non ha fatto la lotta armata, cioè fucile in mano, però ha avuto delle responsabilità politiche, ha rischiato la pelle, ha avuto un figlio deportato, quindi diciamo che a suo modo la resistenza l'ha fatta, no? Non l'avrà fatta facendo le marce in montagna, ma la resistenza l'ha fatta, quindi è vero quello che diceva Santo, no? Mi pare che c'era questa differenza tra i vecchi comunisti e invece i giovani che magari del comunismo non capivano niente, ma venivano dall'esperienza della guerra, che erano molto più attivi. Però insomma, a modo loro, se parliamo di Fabian, insomma, la resistenza l'ha fatta e ha rischiato la pelle. L'attendismo, mi è piaciuto molto quello che ha detto la Colombini, cioè lì era un crinale etico. C'erano quelli che dicevano: di fronte a questa situazione io non posso proprio eticamente star fermo, devo fare qualcosa, devo impegnarmi. E invece altri, insomma, che non erano su quell'idea. C'è più che non faccio niente o faccio tanto, magari creo una rete, un'organizzazione, dei contatti in modo da essere pronti al momento finale. Nel momento finale io esco e faccio le mie azioni e quello è il momento giusto. Attenzione che questa cosa nel discorso comune, c'è chi dice che le formazioni, se seguivano questa idea, quelle che hanno seguito questa idea, avrebbero evitato vittime e tragedie. È vero in parte, perché almeno 3 o 4 delle più grandi stragi di civili che sono avvenute in Friuli sono avvenute negli ultimi giorni della guerra. Nei primi giorni di maggio. Esatto, neanche dopo il 25 aprile, nei primi giorni di maggio, quando cioè i tedeschi si ritiravano e quando forse, adesso la butto lì, insomma ci sono delle analisi storiche, delle discussioni eccetera, ci sono state delle azioni avventate da parte di alcune formazioni partigiane che magari prima erano state ferme nell'attesa del momento finale, quindi bisogna un po' anche capovolgere questo discorso. Grazie. Ultimissima cosa sul revisionismo, sulla zona libera della Carnia, io adesso solo un accenno, ma forse c'entra relativamente poco con quello che si è detto. C'è uno studioso con cui io non ho polemizzato quando era vivo, quindi sono un po' imbarazzato a polemizzare adesso, insomma,
che dice che la zona libera della Carnia non è esistita, perché comunque i tedeschi hanno fatto delle incursioni in zona libera e potevano attraversarla quando volevano. Una cretinata, scusate, perché i tedeschi potevano fare delle incursioni ma non mettere delle cose stabili, cioè non mettere delle loro caserme e strutture militari stabili, perché la zona era controllata dai partigiani, come nelle zone controllate dai tedeschi, dove i tedeschi organizzavano la vita civile. Per esempio nella Bassa Friulana, scusate, i Gap del Martello e del Mancino scorazzavano facendo un po', la loro potenza militare gli consentiva di fare un po' quello che volevano, ma la Bassa Friulana era comunque una zona controllata dai tedeschi, quindi accenno solo a questa tesi che era stata esposta qualche anno fa, revisionista sulla zona libera della Carnia, che non sarebbe esistita, per insomma confutarla, certo. in qualche modo. Grazie. Grazie. Bertuzzi, vediamo se lui fa una domanda almeno. Aspetta che ti passo la banana. Anch'io ero tentato di fare osservazioni, integrazioni, sollecitazioni, ma le farò in forma di domanda. Tornerei, perché è il tema di questo pomeriggio, anche il tema ricorrente in questo scambio, è il discorso tra storia, il rapporto storia e memoria e la funzione della memoria, che diventa statica oppure strumentale a seconda delle situazioni. Però mantenere una data come il 25 aprile, mi dispiace che non ci sia il 2 giugno neanche con questa solennità, con questo valore, serve secondo me a mantenere non solo una memoria, ma la conservazione dei significati di questo. Possiamo poi rivedere il discorso sulle memorie, tra le memorie singole, le memorie collettive e memorie trasferite nel tempo. Io potrei fare, per integrare questa la forma della domanda, noi, la nostra generazione, ne è ormai abbastanza, è cresciuta in queste memorie. A qualcuno è venuta la strana idea di continuare a trasformarla in forma professionale, ma siamo cresciuti in queste memorie, che erano memorie complesse, memorie di persone, familiari o di ambiente, prevalentemente poco fasciste, diciamo, c'è sempre qualche cosa del genere. Però l'immagine che ci è rimasta e che può essere anche confermata è di una complessa articolazione di queste società, in cui non si poteva parlare di una, se non in certi casi, dell'appoggio convinto. C'era chi aveva l'appoggio convinto al partigiano, all'esperienza, ma gli altri non li abbandonavano. Potrei dire che c'era, arriva il rastrellamento, scappano in montagna, i tedeschi si ritirano giù, lenzuola dalle finestre, potete tornare. Il come arrangiarsi con i cosacchi, quindi collabori un po' con uno per fare meno danni, però informi dall'altra parte su in montagna che lì si può passare. C'è una complessità di articolazione che ormai probabilmente è difficile cogliere e che neanche mettendo insieme questo tipo di testimonianze così diverse, così soggettive, riesce a mettere insieme. Penso che ci resti questo tema delle relazioni partigiani, popolari, e anche, perché no, tedeschi o fascisti dall'altra parte. Spesso il fascista diventava partigiano al contrario, ma non perché fosse opportunismo, perché succedono varie cose. E un'altra questione che porrei, si parla di attendismo, spesso in certe situazioni, non credo valga solo, forse è più giusto il termine di nicodemismo. Stai un po' da una parte. Nicodemismo, Nicodemo andava a trovare Gesù di notte. Sì. Si vede che non avete formazione religiosa qua, dell'Ampi. Nel senso di nascondersi, cioè voler dire, sei magari inserito in una se ne trovano in una struttura fascista, no? Però lavori per i partigiani. L'architetto Midena faceva Casa del Popolo a Valanga ed era il tesoriere del Partito Comunista a Udine. Certo. Ecco, allora, abbiamo adesso la relazione del professor Giampaolo Gri.
Quindi io ringrazio Chiara Colombini e Santopeli per questo incontro che credo sia stato interessante e rimaniamo qui. Grazie. Da un dialogo a tre passiamo al professor Giampaolo Gri, antropologo, il quale tratterà un tema che indubbiamente è stato sfiorato, ma se esce di là forse evita il salto. È stato sfiorato nelle discussioni che abbiamo appena sentito tra gli storici sui dialoghi appunto sulle zone libere, e parliamo proprio di rapporto tra la gente e la Repubblica, su quello che c'è stato. Giampaolo Gri è un esperto di cultura e di storia della lingua friulana, e non solo della lingua ma anche delle tradizioni friulane, ed è autore di parecchie pubblicazioni, quindi è la persona più adatta, credo, per intrattenerci sul rapporto, appunto, sulle speranze e su quelle che erano le aspettative delle genti di Carnia nel breve periodo della Repubblica Libera. Prego. Grazie a tutti e buon pomeriggio e buoni lavori. Un collega mi ha rimproverato perché ho messo la parola gente nel titolo di questo intervento, le sofferenze e la speranza della gente. Abbiamo appena ascoltato 1000 suggestioni su questo problema del rapporto tra la resistenza e la gente. E che categoria sociologica è questa? Come fai a mettere la parola gente? Gente è un termine generico, ma l'ho pensato nel mio friulano. Io sogno forse in friulano, in italiano, non so, se dico gente mi viene in mente un paesaggio indistinto in italiano. Si dice int, la me int, allora vedo una processione di volti precisi, di posizioni soggettive, insomma, di elementi soggettivi. Il mio intervento sarà su questi aspetti di storie soggettive. Ho scelto gente, ho preferito gente consapevole dei limiti di questa parola, ma l'ho preferita a popolazione, perché popolazione mi rimanda a popolo, e quindi per un verso le connotazioni auliche, retoriche, talvolta oleografiche le abbiamo ascoltate, che il termine popolo ha assunto anche nei discorsi commemorativi sulla guerra, sulla resistenza. E poi perché popolo rimanda a populismo, il passo è breve, se c'è qualcosa di lontano dal populismo è proprio la scelta di trasformare anche a caro prezzo il tuo territorio in una repubblica libera, democratica, pluralista. Che cosa più lontano del pluralismo, della scelta di entrare nella resistenza. E a questo proposito c'è un dato storico concreto da mettere in conto: il bisogno di contenere, l'abbiamo ascoltato fin qui, di contenere la frattura che si produceva fra partigiani combattenti e la gente dopo ogni azione e reazione. Questo problema ha costituito uno dei cuori delicati di tante questioni della resistenza, e il CNL era ben consapevole come opporsi, combattere, a resistere senza mettere in gioco il buon vivere del paese, la quiete dei paesi, il quieto vivere era l'espressione che ho ritrovato tante volte in tanti documenti. Ma quello dei paesi era un quieto vivere? È un quieto vivere quello dei paesi? Quando mai è stato un quieto vivere la vita dei paesi? Si dice che i paesi sono nidi di vipere. Gente mi va bene perché devo fare alcune osservazioni non sulle vicende militari e politiche, ma proprio agli aspetti, invece, gli aspetti locali, feriali, quotidiani, pratici, emozionali di un vivere collettivo segnato
nell'autunno del 43, dal passaggio da un'esperienza di guerra lontana, sia pure coinvolgente, perché la guerra si è presa, trascinata con sé in Russia, in Africa, in Grecia, figli, mariti, fidanzati, amici e compaesani, ecco, da quell'esperienza della guerra lontana vissuta invece all'esperienza della guerra in casa. A pagina 104 del libro storico della parrocchia di Forgaria, in data 2 febbraio del 44, annotando il primo contatto notturno in canonica con un gruppo di partigiani scesi da Monteprat, Don Murero, che sarà poi il referente locale del CNL, ottimo mediatore con i parroci di pianura quando si trattò di barattare legna da ardere con grano turco. Ecco, quasi a dire, in quel 2 febbraio, ecco ci siamo, scrive così: lotta per la liberazione, 2 punti, inizium dolorum, punto esclamativo. Di dolori ce n'era anche prima, naturalmente, tanti, ma vuoi mettere lo sconvolgimento di adesso, materiale e morale, secondo la sua prospettiva. Al mio collega gente non piace perché si tratterebbe di un termine collettivo che non distingue, non discrimina. Non dimentico certo la complessità delle figure coinvolte nel gioco e nella diversità delle motivazioni e delle scelte. E non dimentico la complessità di tutte le tante figure coinvolte. Anch'io ho un'idea processuale di resistenza, un movimento che precisava contorni e prospettive lungo il suo farsi. C'era chi veniva da una storia lunga, sofferta di contrapposizione al fascismo, chi aveva deciso o decideva lì per lì, chi aveva un'idea più o meno definita del processo, e poi c'era l'ampia area grigia di coloro che invece bisognava sollecitare e convincere, indecisi, non schierati, impauriti. E bisognava convincere e coinvolgere attraverso un lavoro minuto sotto traccia, di cui non si dirà mai abbastanza, perché non ha lasciato tanti documenti scritti, ma qualche ricordo sì, un lavoro minuto costituito da battute, dialoghi, incontri informali, comizietti, conferenze, propaganda spicciola, fatta di parole prima che di volantini e di stampa organizzate. Ho scelto gente perché ho riletto il complesso delle fonti orali, e in parte scritte, ma un bel gruppo di fonti orali conservato al Menocchio di Montereale, che rievocano la via Crucis della Valcellina, quindi ai margini della zona libera, una delle aree chiave della zona libera. Queste fonti orali rievocano in particolare l'incendio delle case di Varcis, il 10 agosto del 1944. La prima casa del paese a essere incendiata dai nazifascisti, tanto per dire l'impossibilità di leggere i fatti del paese in termini di bianco e nero, è stata quella del podestà. Un podestà che non aveva voluto rivelare i nomi dei partigiani del paese. Giuseppe Malattia della Vallata, aveva 69 anni, scrittore, storico della Valcellina, poeta, libraio di mestiere. Ecco, la storia, la rievocazione orale di quell'incendio è accompagnata poi, appena qualche anno, pochi anni dopo la fine della guerra, da alcune fonti scritte. Il figlio Leandro era bambino, aveva 11 anni quando gli hanno incendiato la casa, e ricorda così la scena: non potrò mai cancellare la visione della mia casa mentre veniva divorata dal fuoco. I volti angosciati di mio padre e di mia madre, che increduli non volevano togliere lo sguardo da questa casa con le sue fiamme. Non si possono dimenticare i tonfi delle travi che cadevano quando il fuoco le aveva consumate. E allo stesso modo nel 1948, pochi anni, poco prima di morire, Giuseppe Malattia scrive della disperazione, sua disperazione, nel vedere sparsi per i prati i fogli bruciacchiati dei suoi manoscritti e dei tanti libri. Aveva una ricchissima biblioteca fatta in tanti anni di libraio. Vedere tutta una vita
così, buttata, questi fogli che rappresentavano la fine della sua vita in realtà. E sono i risvolti soggettivi, naturalmente, di una tragica vicenda collettiva. Quella di Giuseppe Malattia è una delle centinaia di case, stavoli, stalle, casere incendiate nelle azioni di bonifica del territorio, nelle azioni di terrorismo intimidatorio dei nazifascisti. L'incendio del paese, scrive Leandro, aveva avuto dei segnali premonitori, sparatorie, sparizioni di persone, rastrellamenti, una continua guerriglia che creava un grave stato di tensione e di disagio tra gli abitanti. Essi si venivano a trovare ignari e indifesi in mezzo agli scontri e l'unica cosa certa era che ad ogni offesa recata dai partigiani ai tedeschi sarebbe seguita una rappresaglia sui più deboli, gli abitanti. La gente viveva al momento con grande dignità e soprattutto con senso di rassegnazione di fronte agli eventi angosciosi di cui non si sentiva colpevole. Dava dimostrazione di forza d'animo, di compostezza nel pericolo, di disponibilità nel porgere aiuto a chi era più sfortunato e aveva più bisogno di sostegno. La rievocazione di Leandro richiama bene il problema vissuto naturalmente da chi sentiva, da chi si sentiva, da chi stava fra l'incudine e il martello. Nella trascrizione di un'intervista fatta a distanza, anni dopo, un partigiano ricorda una scena significativa proprio di quell'incendio, rievocando proprio quella solidarietà fra disperati. Abbiamo trovato, quando siamo arrivati, scrive, dice, anzi racconta, abbiamo trovato il paese bruciato e la popolazione che era lì all'aperto. Mi ricordo che avevano messo un telo contro un muro rimasto in piedi, sostenuto da 2 bastoni. La gente era lì sotto che faceva la polenta. Ci hanno ospitati, ci hanno dato un boccone da mangiare anche a tutti noi. Non mi ricordo qual era la casa, perché un conto è vedere un paese in piedi e un altro conto è vederlo distrutto. Dire gente non è dunque una connessione, una concessione al revisionismo omologante. No, la parola mi piace perché si tratta anche di un sostantivo italiano, di un sostantivo collettivo di genere femminile. E coniugati, soprattutto il femminile, è inutile dire, sono gli spazi bianchi, i silenzi che stanno fra una e l'altra delle annotazioni di eventi nei diari, nelle cronache contemporanee e successive di quei mesi, di quel genere di fonti, insomma, perché a venire messi in scrittura erano sempre i fatti significativi, come si dice, gli accadimenti che rompevano la routine quotidiana. Ma i tempi intermedi? Ma fra il mercoledì del colpo di mano e le violenze e i rastrellamenti di una settimana dopo? C'è una resistenza anche dentro la resistenza. I figli bisogna sfamarli ed è un grande problema dopo che nel giugno del 1944 sono state soppresse le tessere alimentari. Soprattutto se sei povera, non hai i soldi per andare al mercato nero, eccetera. Il mondo mica si ferma. La casa e le bestie vanno curate, i campi e l'orto vanno coltivati, i prati segati, così come deve continuare sul versante maschile il lavoro in bosco, in miniera, in segheria. La storia di quei mesi è anche la storia di un lavoro che continua, di una routine che continua. Ci sono gli eventi, ma la resistenza è anche il piano sottostante agli eventi, quello che garantisce nonostante tutto, nonostante requisizioni, saccheggi, devastazioni, furti. Ah sì, c'erano anche i modi diversi di veder portare via la roba. Racconta la Sabidin con ironia. Ai tedeschi ai plaseva pluì las argialinas, ai cosacs las pioras. I partigians ti lasciava il buono di requisizione, ma prova tu a metterlo al plat. Che il toc di chiarta, e sin c'è savor calà, da chiappà al boro proprio. Il piano, insomma, che garantisce continuità di vita, di lavoro, di relazioni. Da che sentimenti, stati d'animo, passioni, attraversato in quei mesi questo piano sottostante di sopravvivenza e di resistenza quotidiana.
Su un primo sentire collettivo penso di dover riflettere nei suoi aspetti di continuità e di discontinuità. In questo passaggio, per la gente, dall'esperienza di una guerra coinvolgente ma indiretta a quella di un conflitto che ti arriva in casa e conosce punte di violenza sconvolgenti, penetra nelle fibre più intime della comunità di paese e allarga le faglie di paese, dei conflitti dentro il paese. Ci si può fidare del vicino di casa? È vero che quelli là hanno già pronta la lista di persone da prelevare, di persone da uccidere. Come ti difendi dalla maledizione delle lettere anonime? E su. Un sentire collettivo e pervasivo che ha due risvolti. C'è un eccesso di morte, come è stato scritto, con la sua portata emotiva, sociale, culturale, economica anche. E dunque la questione del lutto, la questione dell'elaborazione collettiva del lutto che entra nei paesi adesso. E c'è il franare, il disintegrarsi del senso di sicurezza. Il tema dei riflessi comunitari della morte di un soldato è stato ben studiato in riferimento alla Prima Guerra Mondiale. Penso alle analisi sulle cerchie del lutto, ad esempio, dei lavori storici molto belli, i riflessi della morte di un soldato sulle 10-15 persone della cerchia familiare più stretta, poi i riflessi invece sulla cerchia delle 20-30 persone dei parenti, amici, commilitoni, fino a quella più larga dei conoscenti, dei compaesani, insomma. E penso alle tante esaustive ricerche sulle forme simboliche e retoriche attraverso cui quel sovrappiù di morte e di lutto è stato reso accettabile e digeribile all'Italia, agli italiani, all'Europa. Per la Seconda Guerra Mondiale, in questa settimana, ho letto, per dovere, per venire qui, ho letto molti resoconti di funerali di soldati in guerra, quando la guerra era lontana. Funerali di combattenti sui giornali locali. Nei primissimi anni 40, quelli della guerra lontana, le descrizioni e il tono sono di sostanziale continuità con lo scenario elaborato per i morti della Grande Guerra. Nel resoconto del funerale di un camerata, soprattutto se era un camerata, caduto sul campo della gloria, domina la retorica del sacrificio, ovviamente, e non è un caso che la descrizione dei solenni rituali, autorità, rappresentanze, corone, labari, prevede sempre la sosta solenne del corteo con i discorsi di fronte al monumento ai caduti della Grande Guerra precedente e nelle campagne dell'impero. Si tratta insomma di iscrivere il morto nella stessa lunga e ininterrotta lista richiesta dalla costruzione di un'impresa nazionale e quindi dentro questa stessa retorica. Il rapporto fra prima e seconda guerra ha a che fare anche con la questione della memoria collettiva. Alcuni anni fa, quando si è trattato di interpretare il trasformarsi del complesso dei sentimenti di identità dei carnici, l'Hard People, il popolo duro, avrete letto la monografia di Patrick Eady, l'antropologo sociale Patrick Eady, inglese, ha utilizzato come prima variabile per analizzare le trasformazioni dei sentimenti di identità, come prima variabile ha utilizzato, cito proprio, il modo con cui la gente ricorda le due guerre mondiali, i modi diversi con cui ricorda le due guerre mondiali, momenti in cui il patriottismo è stato messo apertamente alla prova, in Carnia. La guerra del 40, oggi, la guerra, siamo negli anni, ho fatto la sua ricerca sulle fonti orali negli anni 90, oggi scrive la guerra del 15-18 viene ricordata come l'evento del massimo eroismo della storia carnica. La guerra del 40-45 invece ha lasciato, sentite che bella frase che ha scoperto, ricordi più confusi e turbati. Il trauma più forte fu l'esperienza lacerante della guerra partigiana che contrappose aspramente gli ideali del patriottismo con quelli dell'ordine sociale, con modi che ancora oggi dividono le comunità. Proprio così. E potremmo aggiungere, per quelli della mia generazione, anche la reticenza con cui mio padre, i nostri padri, hanno raccontato di sé, della loro parte in quel conflitto
rispetto alla ricchezza narrativa della generazione precedente che aveva vissuto la Grande Guerra e aveva vissuto l'esperienza dell'anno dell'insurrezione dei MUX del 17-18. Nella testimonianza di alcuni anziani, il confronto fra quell'invasione dei MUX del 17-18 e quella dei Cossacks del 44-45, ecco, il racconto è molto diverso. Qualche volta i modi dell'opposizione sono espliciti. Simpri fan e tanta fan, sia l'uar che nos, tutti disperati, sia quelli che invadevano sia quelli invasi. No. Tanta fan sia l'uar che nos, ma in che volta? Bandiera bianca, non il mitra, e non sai ci coera miei. No. Tema ripetuto in tante fonti orali. Rispetto ai funerali precedenti, dall'inverno del 43 l'atmosfera cambia in maniera profonda. Ora è il tempo dei morti e dei rituali divisivi. Il parroco di Ampezzo nota nel febbraio del 44 un episodio che probabilmente è stato rievocato anche qui quest'oggi. Il giovane Candotti Giovan Battista, ritornando alla sera del lavoro, viene uccisa da una banda di militi repubblicani, scrive il parroco, non repubblichini. Si vanno vantando di aver ucciso il capo dei ribelli. E invece era un giovane laborioso e quieto. Grande fermento. Il 17, grandioso funerale che ha sapore antirepubblicano. Si temeva qualche vendetta. Ci sarebbe molto da dire sui resoconti scritti e sulla memoria orale relativa ai funerali di queste della Resistenza, in riferimento al processo di costruzione di uno scenario funebre specifico. Il funerale di Renato Del Din a Tolmezzo, quello di Aulo Magrini a Pieria, con il corteo poi fino alla tomba nella pieve di Santa Maria di Gorto, quello di Giuseppe De Monte a Muris e tanti altri singoli di gruppo, di morti in combattimento, di fucilati, di impiccati, ma anche i morti sull'altro fronte. Ai margini dello scontro sul Siera, il 10 settembre del 44, il parroco di Pesaris sale in tesa alta con alcuni paesani per provvedere ai morti. Non sanno bene cosa è successo, quanti morti. Ti seppelliscono un tedesco e lo trovano seminudo, spogliato dai partigiani. Si scopre poi che era un contadino di 44 anni della zona di Brunico. Lo mettono in una cassa rudimentale, lo trasportano in slitta fino giù in paese. Viene fatto, scrive il parroco, decente funerale, con buon intervento. Ma qualcuno brontolò perché era tedesco. E la domenica dopo il parroco si è sentito di predicare in chiesa contro questa mancanza di carità cristiana, di umanità e di igiene. Mancanza di umanità soprattutto. Quando la violenza si allarga, si fa pervasiva, si arriva all'irrisione di ogni rituale, fino al divieto di seppellimento, all'esibizione dei cadaveri, alla fossa fatta scavare dallo stesso condannato a morte, eccetera. Di che elaborazione del lutto si può parlare quando non c'è nulla di eroico da esaltare, o si arriva al limite di episodi da occultare? Non è un caso che proprio il precetto di seppellire i morti con dignità e il tema della pietà per i defunti abbia finito con rappresentare un discrimine ideologico e comportamentale anche dentro il movimento di resistenza. La guerra è guerra, pietà l'è morta, su un fronte. No, la pietà non deve mai morire. Una contrapposizione dura, sia dentro il conflitto, dentro il mondo della resistenza, che dopo, quando si trattò di riesumare e di ricordare. Ha scritto bene Santopieli: onorare i morti secondo i riti tradizionali e dunque soprattutto una forma di resistenza attiva. Ecco un altro livello di resistenza. Di resistenza attiva a una barbarie che aggredisce il sentire collettivo, il fondamento stesso della comunità. Il senso di smarrimento che segue il rischio della disgregazione del lutto
formale, istituzionalizzato, organizzato dopo l'autunno del 43, come anche il difficile sforzo di adattamento dell'ordine simbolico e rituale investe anche la sfera privata. Penso ai riflessi che incontro nei testamenti di quel periodo, nel documento cioè che permetteva a una persona di poter immaginare e predisporre il proprio rito di commiato. Sto ricostruendo il caso di Paulin Troian in Val d'Arzino. Il testamento dice: io sottoscritto Antonio Paolo, giù, dispongo quanto segue. Paulin era un settantenne di Chianal, San Francesco, è sul letto di morte, ma lontano dal paese d'origine dove ha sempre pensato di dover essere sepolto. Il 22 novembre del 44 stende il suo testamento olografo in una camera sopra l'osteria albergo che gestisce presso la stazione di Forgaria Banyan Duins, dove in quel periodo sosta il treno blindato tedesco. Siamo l'indomani della grande controffensiva. Paulin ha combattuto nella Grande Guerra. Durante il ventennio, benché senza crederci troppo, ma perché lo richiedeva il mestiere, ha indossato, come diceva ironicamente, ai cugnottmetti la cimice e ai cugnottoli la tessere dalla sfascines. Nel 40, allo scoppio della nuova guerra, ha accettato, da buon patriota, con altri reduci anziani, di far parte dei volontari della difesa antiaerea del campo di Osoppo. Li prendevano in giro, poveri vecchi, potete immaginare. Poi si è ammalato. Ora detta il suo testamento, in cui inizia così: terminato questo barbaro flagello, l'eroica guerra del vinceremo è diventata anche per lui un barbaro flagello. Ha saputo di un nipote morto dilaniato da una granata in Albania, un altro è disperso in Russia, suo figlio e suo genero, renitenti alla leva repubblichina, sono alla macchia, gli affari sono andati sempre peggio, ridotti i clienti, pasti obbligati e gratuiti ai tedeschi del treno blindato, fieno ai cosacchi, le 2 mucche sequestrate dai fascisti, sale, tabacco e formaggio e biciclette ai partigiani, con tanto di buono. Insomma, scrive così, inizia così il suo testamento: terminato questo barbaro flagello, se rimarrà ancora qualche cosa della nostra piccola sostanza, lascio erede dalla mia parte, eccetera, il primogenito, naturalmente, il maschio. I miei funerali saranno semplici, ed essendo interrotte le strade della Val d'Arzino, dopo gli scontri e il grande rastrellamento delle settimane precedenti che ha segnato la fine della Repubblica Libera, per ora il mio corpo sia sepolto qui. E se un altro giorno, come era disposto, verrà eseguita la tomba a San Francesco, le mie ossa vengano pure finalmente esportate, se potrete. Se potrete. La forza coercitiva che fino ad alcuni mesi prima possedevano le ultime volontà di un testatore, questa forza coercitiva non se n'è andata, poverino, anche lui. Domina questo angosciato senso di incertezza. Proprio questo angosciato senso di incertezza è un secondo risvolto del sentire collettivo su cui sono portato a riflettere. 3 anni prima, allo scoppio della guerra, dalla Pedemontana della Carnia c'era stata la corsa al Sant'Antonio di Gemona per iscrivere i figli, mariti, fratelli, fidanzati, migliaia di iscrizioni nell'album dei combattenti, si chiamava così, nel convento dei Cappuccini di Sant'Antonio a Gemona. Questo album di combattenti che dava diritto di ricevere la pagellina del soldato, una sorta di santino che poi i soldati si portavano via addosso. Questa pagellina del soldato nominativa, dove erano elencate le pie devozioni giornaliere garantite dal santuario, cito, per la patria e per i suoi figli combattenti,
e dove erano riportate le invocazioni per la vittoria, imprimatur del vescovo Nogara, 1 marzo del 41. Le invocazioni erano queste: per il trionfo della civiltà cristiana, donaci la vittoria, o Dio degli eserciti. Guida i nostri eserciti di vittoria in vittoria, perché giunga sicuro il trionfo finale, eccetera, insomma. Mi sono chiesto spesso dove stesse la genesi dell'articolo 11 della Costituzione laica generato dalla Resistenza, che afferma il ripudio della guerra. Non il rifiuto, il ripudio. Il seme sta forse nella ripugnanza maturata in Paulin per il barbaro flagello e nella messa in soffitta di quel Dio degli eserciti. È che si riaffaccia al Dio degli eserciti ogni tanto. E quell'angosciato senso di insicurezza che sostiene il se potrete di quel testamento fa però da contraltare la voglia di vivere della gente e la coscienza nei protagonisti della Repubblica Libera di stare avviando e costruendo una prefigurazione del nuovo, di un diverso futuro. Anche in questo caso mi interessano le combinazioni di angoscia e di coraggio che incontro nelle carte private, nelle storie di vita, nelle testimonianze orali, insomma nei documenti dove posso cogliere qualche aspetto del vivere feriale della gente. Ho fra le mani lo scambio epistolare fra due innamoratissimi fidanzati della Val d'Arzino. Dovete scusarmi se insisto sulla Val d'Arzino, ma sto preparando questo intervento sulla zona libera, finisco col privilegiare le sue aree marginali. Gli scambi epistolari in tempi turbolenti e incerti di guerra sono molto interessanti. Sono significativi, sono carichi di sentimenti di attesa e di incertezza, come possiamo immaginare. Ci sarà una prossima lettera? Sono sentimenti non sempre facili da penetrare per noi oggi che viviamo in stato di perpetua connessione. Lì, la connessione. Dunque il caso che ho sotto mano. Lei è una sarta, giovane sarta di paese. Lui è uno spiantato sottotenentino di complemento della divisione Acqui, impegnato prima nella campagna di Francia e poi in Albania e Grecia fino a Cefalonia. Nel primo periodo, fra il 39 e il 43, cartoline, poche lettere verificate per censura, biglietti postali, quelli preaffrancati, quelli dell'esercito, pieni di fiducia. Finirò, tornerò, ti voglio bene anch'io, ti aspetto, vedi di star bene, ci sposeremo, impianteremo una bella famiglia e su. Poi dopo l'8 settembre, di colpo, il vuoto. Nulla più da lui. 2 o 3 telegrammi angosciati di lei all'ultimo indirizzo in Grecia, 2 mesi e mezzo di buco nero, finché il postino consegna una Postkarte gebührenfrei, gratuita, non affrancata, scritta in francese, con diverse voci cancellate e una sola riga libera. Je suis prisonnier de guerre en Allemagne et en bonne santé. Punto e basta. Solo così. Soltanto questo spiraglio di luce, nome, cognome e grado di lui come emittente. Salvatosi per miracolo, come poi racconterà, perché 5 giorni prima dell'8 settembre era stato trasferito da Cefalonia a Durazzo. Lì, preso dai tedeschi, caricato su un vagone bestiame e spedito nello Stammlager 366 di Biala Podlaska, ai confini con la Bielorussia. Sono seguiti poi alcuni mesi di comunicazioni a singhiozzo, una cartolina da parte sua di lui una volta al mese, ed è iniziata per lei la fatica dei poveri pacchi, rigorosamente pesati, composti, da affidare alla Croce Rossa a Spilimbergo, controllati e spesso svaligiati prima della consegna, qualche capo di lana e pane biscottato. Sull'arte del biscottare il pane da spedire agli internati vorrei soffermarmi di più.
fa parte di un sapere antico reimparato nelle contingenze di guerra, alla pari del burro e del formaggio che le donne hanno reimparato a fare in casa per sfuggire agli ammassi e ai sequestri, per evitare i controlli nelle latterie, alla pari dei grani macinati di nascosto, del caffè di cicoria, delle patate con companatico di patate, dei 1000 espedienti per fingere consistenza nella minestra, per allungare il sugo, per la polenta coi pizz, la polenta con le punte di dita, come si diceva, da leccare, per immaginare un po' di abbondanza. Quello dell'alimentazione di guerra. Comunque è andata a finire bene la storia di due fidanzatini. Lui è rientrato dalla Germania magro e quasi irriconoscibile nel giugno del 44. Stufo di guerra, stanco di guerra, ha firmato per tornare in Italia. Appena passato il confine italiano, ha tagliato la corda. Si è sottratto all'arruolamento repubblichino, si è trovato in zona libera per sua fortuna. Poi, dopo il grande rastrellamento di ottobre, nascosto fra un rifugio in paese sotto il pavimento di una stalla e gli anfratti dell'Arzino, con un biglietto ben occultato in una piega dei pantaloni firmato dal cappellano dello Zoppo, che attestava uno status di osservatore e informatore, scritto a matita questo foglietto. Non si sa mai sti fermano i partigiani. Lei spesso in giro per la bassa, in bicicletta, con alcune amiche, a scambiare capi di corredo con qualche chilo di mais. I due si sono sposati la mattina presto del 6 dicembre del 44, in piena guerra. Sono arrivati in chiesa per vie traverse per evitare la pattuglia cosacca, che c'era anche a Flagò. Unico regalo di nozze dagli amici, una bottiglia di vermouth, che il vermouth è diventato mitico poi in questa casa. Nei 20 mesi della Resistenza, i registri di matrimonio nascondono tante altre storie così, e le fonti orali qualche volta le raccontano. Storie fondate sulla fiducia che bisognasse vivere, andare avanti, immaginare e costruire futuro, sposarsi a tutti i costi. Quella stessa proiezione in avanti che ha generato prima le esperienze che ricordiamo anche qui oggi a Tolmezzo e poi la Repubblica che ha garantito alla mia generazione 80 anni di libertà, di democrazia e di pace. Io sono uno dei fortunati, concepito in guerra e nato in pace, sono del 45. Almeno fin qui garantita la pace, perché in Europa, come dicevo, il dio degli eserciti si è riapparso. E riappare il fascismo e forse fra le due riapparizioni qualche relazione c'è. Grazie. Grazie professore per questa Lectio Magistralis dedicata alla Indicarnia, credo. Abbiamo cominciato con un dialogo a 3, poi la Lectio Magistralis appunto del professor Gri, chiudiamo con un dialogo a 2. Il titolo, adesso vado a vedere perché non me lo ricordo. No, ne parliamo con il professor Mauro Pascolini e con Elena Pirazzoli, luoghi, storie e persone per una geografia della memoria. Un argomento di attualità, perché la memoria, come si dice, non muore mai. Prego. Sì, c'è acqua. Bene, buon pomeriggio, noi siamo gli ultimi e quindi dovremmo essere molto vivaci per mantenere viva l'attenzione. Non è facile dopo l'intervento di Giampaolo che ha toccato tutta una serie
di temi, direi, che in qualche maniera toccano anche quello che è l'obiettivo del nostro dialogo. Noi ci gestiamo, non abbiamo Andrea Zannini qui che ci fa da moderatore, e ci siamo sentiti nei giorni scorsi per capire un po' meglio di che cosa dovevamo parlare. Oggi si è parlato molto di memoria, si è parlato molto di memorie, si è parlato molto di luoghi, si è parlato molto di eventi, e quindi il titolo del dialogo che vogliamo così accompagnare questo ultimo momento dell'importante giornata di oggi riguarda proprio il rapporto che c'è tra memoria e luoghi, e come oggi abbiamo visto che è stato un problema e un tema che è stato posto in maniera molto forte, come oggi in qualche maniera la memoria può essere accompagnata dai luoghi, nei luoghi e con i luoghi, non per citare formule religiose di cui prima abbiamo fatto riferimento. Con un problema di fondo che abbiamo capito, perché molte volte la memoria è diventata anche ritualità, e forse questo è un altro dei temi. Che cosa andiamo a proporre oggi per avere questo rapporto coi luoghi della Repubblica della Carnia, ma in generale con i luoghi della lotta di liberazione e della resistenza. Io inizio, prima di poi passare la parola in questo dialogo a Elena, che tra l'altro ci presenterà delle esperienze diverse. Lei viene dall'ambiente emiliano, romagnolo, dalla pianura, però si è occupato molto del parco storico di Montesole, Marzabotto, Sant'Angelo di Stazzena, eccetera. Quindi potremmo aprire in maniera comparativa il nostro discorso. Però io voglio iniziare un po' con una riflessione e anche con non dico con un mea culpa, però come rispetto a 10 anni fa sono cambiate le cose. Io 10 anni fa, nell'ambito del grande progetto per i 70 anni allora della Repubblica della Carnia e dell'Alto Friuli, ho curato un progetto che si chiamava Proposta di itinerari della memoria per un turismo tematico. Cioè, già questa cosa oggi, rileggendo oggi, mi pone tutta una serie di questioni, di problemi. Turismo della memoria, termine molto inflazionato, itinerari tematici, fatti da chi, perché, come, e sono andato a rivederli, quali erano le proposte di questi itinerari tematici, che poi avevamo trasformato in uno strumento multimediale che poi è stato utilizzato anche nelle scuole per fare dei percorsi, eccetera. E quello che ho visto leggendo le tappe di questi percorsi sono tutte tappe legate ad azioni di guerra, a stragi, a impiccagioni, agli eventi clamorosi che poi l'incendio di Forni di Sotto, abbiamo sentito poi gli altri incendi, Esemon, Barcis. Poi io ho un legame particolare con Faedis e Attimis. Mio fratello nasce il 2 gennaio del 44 a Faedis e mia mamma racconta sempre che doveva essere scappata nel bosco quando il paese ha preso fuoco, no? Quindi solo elementi, poi vabbè, Malga Pramosio perché ho un rapporto con le malghe, eccetera, no? Ma tutti stragi, eventi, momenti negativi. Quasi che la memoria sia fortemente la proposta di un legame dei luoghi con la memoria, deve essere legato
a elementi di impatto che portano situazioni di ricordo di elementi fortemente negativi. Noi in Friuli abbiamo delle storie, una continuità che poi ha segnato delle fratture. Penso al Vajont del 63, in cui si è lavorato molto però sul tema della memoria, sul tema delle memorie. C'è tutto un lavoro oggi che viene proposto attraverso anche delle azioni che sono partite dal basso di narrazione di quell'evento, ma penso tra poco avremo i 50 anni del terremoto del 76 e forse molte cose che si sono dette oggi dovrebbero segnare la strada. Il recupero della memoria orale del terremoto del 76. Inizialmente si è scritto molto, c'è una parte di memorialistica, poi si è enfatizzato quello che è il modello Friuli, però forse dopo 50 anni ripercorrere quella che è stata una grande frattura, dai ricordi, dalle lettere di Giampaolo che ha raccontato prima, però anche il terremoto è stato esodo, è stato lutto individuale, lutto collettivo, e oggi si parla anche, io ho insegnato per 10 anni a turismo, e il turismo della memoria, il turismo nero, il turismo dark, molte tesi sul terremoto, però anche lì legato ad una serie di elementi fisici di andare a vedere. Domani voi andrete a Passo Reste, inizierete da un cippo, poi andrete alla Malga, poi andrete in cima al monte. Allora io mi sono chiesto oggi che tipo di narrazione, che tipo di proposta, che tipo di rapporto con i luoghi. Io sono geografo, quindi ho una visione diversa da tutti gli interventi fatti prima, ad esempio dagli storici. Oggi, come potremmo narrare o far riconoscere, o chi dovrebbe narrare quei luoghi e quegli eventi che oggi sono radicalmente cambiati? Il partigiano o i gruppi partigiani che andavano a vivere in Malga davanti avevano il Passon, il prato che era completamente libero, avevano una visuale che permetteva di controllare la valle. Oggi se noi andiamo nella stessa Malga troviamo il bosco. Magari qualcuno dice oh che bello, chissà anche allora c'era il bosco. No, c'è un cambiamento radicale. Quindi oltre a capire che cosa dobbiamo narrare, dobbiamo capire che dobbiamo leggere, imparare a leggere quelle che sono state le trasformazioni di questo territorio. Perché dopo la Repubblica Libera, che cosa è successo in Carnia e nelle altre aree montane negli anni 50 e 60? È cominciato quello che è stato l'abbandono di questi territori. Anche quella è una conseguenza, è una storia da raccontare. Quindi noi ci troviamo oggi, sicuramente non metterei nel mio itinerario o negli itinerari che dovrei proporre tutti gli elementi che hanno segnato battaglie, eventi, ma probabilmente e sicuramente una storia completamente diversa, che racconta di luoghi, che racconta di trasformazioni, che recupera quel poco di memoria orale che c'è. Io tempo fa ho letto sul Messaggero una lettera di interposta persona del partigiano Mas di Tolmezzo, no? Ha 98 anni, perché io lo conosco per rapporti di amicizia e parentela. In tutti gli anni non ha mai voluto raccontare quella che era stata la sua esperienza, se non che d'inverno aveva gli scarpes taipis e aveva patito tanto di quel freddo e che non aveva mai sparato un colpo perché profondamente aveva un atteggiamento quasi di obiezione, no? E alla fine dice ho bisogno di raccontare, però lo fa fare a qualcun altro, e c'è perché se calcoliamo che lui aveva 18 anni, ne ha 98, non abbiamo, come è emerso oggi, non abbiamo più un materiale umano per recuperare la storia orale.
e forse abbiamo perso delle occasioni di raccogliere. Per quello dicevo, non dobbiamo perdere l'occasione del terremoto per costruire un corpus anche di storie orali. Allora, questi, ne abbiamo parlato, questi erano un po' i dubbi, i temi, le cose su cui vorremmo confrontarci. Come anche voi che andrete a fare la camminata domani, come vivrete i luoghi, come vivrete la narrazione di questi luoghi. E in un secondo giro mi piacerebbe dire di alcune esperienze in cui anche oggi si può narrare in maniera diversa, partendo ancora una volta dalla gente, che è un termine che io condivido in pieno, che può raccontare. Ad esempio, noi abbiamo fatto un'esperienza a Forni di Sotto. Però adesso sul tema, io ho toccato più la geografia, naturalmente, l'ambiente, le trasformazioni, e vorrei parlare un po' con Elena delle memorie. Sì, in realtà appunto c'è un lemma che lega luoghi e memoria, ed è un'espressione che si è cominciata a usare tanto, che è luogo della memoria. E sono stata sollecitata un anno fa a Casa Cervi per ragionare su che cosa sono i luoghi della memoria, perché in realtà c'è una definizione, perché c'è un'origine. Questo è stato un lemma che è stato coniato, ed è stato coniato da uno storico francese e da un gruppo di storici che lavorava con lui, ovvero Pierre Nora, che tra la metà degli anni 80, tra l'84 e il 93, se non ricordo male, hanno elaborato una storia della Francia, delle diverse fasi della storia della Francia, e hanno coniato questo, che è in realtà un concetto, anzi possiamo dire quasi un paradigma storiografico, che è lieu de mémoire per l'appunto, e ha una vera e propria definizione che in traduzione suona unità significativa d'ordine materiale o ideale che la volontà degli uomini o il lavoro del tempo ha reso un elemento simbolico di una comunità. Se fate caso, non c'è nessun riferimento territoriale. Per cui noi in realtà usiamo, e mi sono chiesta da quando, usiamo ormai diffusamente, soprattutto nella dimensione amministrativa, cioè le varie regioni che devono finanziare gli istituti storici, e Montesole, Sant'Anna e Stanzema, la Residenza di San Sabba, Casa Cervi, eccetera, eccetera, questi sono diventati i luoghi, ovvero i luoghi della memoria. Ma in realtà, se noi risaliamo a quella definizione data da Pierre Nora per analizzare la storia di Francia, anzi delle France, lui dice, in realtà quel luogo è inteso nel senso latino di locus come un oggetto che va dall'ordine più simbolico e immateriale a quello più tangibile e materiale, cioè in quel grande lavoro sono luoghi, in questo senso di unità simbolica, date, quindi eventi, ma anche personaggi, ma anche libri, non necessariamente qualcosa legato a un territorio. E questo lemma nel livello accademico ha avuto una grande fortuna critica, tant'è che direi alla fine degli anni 90 diverse esperienze in Italia, c'è questo lavoro coordinato da Mario Snenghi, uno storico che ha pubblicato direi 3 volumi dove i luoghi della memoria sono la piazza, il cinema, la parrocchia, cioè ci sono delle cose più generali, oppure se non ricordo male Pinocchio, date, il 68, fino ad arrivare a dei luoghi che però sono, adesso qui non me li sono segnate, vado un po' a memoria. Ad esempio mi ha colpito che per quella che è la stagione del strategia della tensione e terrorismo c'è Piazza Fontana, non c'è la stazione di Bologna, ad esempio. Io vengo da Bologna e mi ha colpito come scelta, la capisco, però è una come dire, è un inizio o comunque segna qualcosa, ma a quel punto i luoghi fisici sarebbero molti di più. E il caso tedesco, in questo senso della memoria come commemorazione, ha posto
un elemento molto interessante in questa riflessione, perché i tedeschi tendono a essere molto precisi. Luogo di memoria, in realtà in tedesco, per fare questa stessa operazione storica, quindi livello colto, in realtà esisteva già un termine che in traduzione poteva suonare luogo di memoria, che è Gedenkstätte. Sono considerati Gedenkstätte tutti i memoriali, cioè i ex campi di concentramento trasformati in memoriale. È Gedenkstätte, Dachau, Buchenwald, in realtà nascono, non so se sapete che i primi ex campi di concentramento a essere trasformati in monumenti memoriali sono quelli in Germania Est, e dopo arriva la Germania Ovest. Quindi Buchenwald e Sachsenhausen e poi Ravensbrück sono i primi per cui si crea questa definizione. Ma cosa vuol dire esattamente Gedenkstätte? Stätte vuol dire più o meno luogo. Gedenk è la forma di ricordare nel senso di commemorare, è il luogo della commemorazione, e quindi non andava bene. Bisognava creare un termine diverso, e quindi creano Erinnerungsort, che vuol dire luogo della memoria, ma intesa quella memoria, quel ricordo, è inteso come la facoltà del ricordo. E credo che sia molto interessante, perché lì si è generato una differenza. Cioè il luogo fisico, il luogo della commemorazione viene chiamato in un modo, il luogo della memoria che viaggia invece nella dimensione della facoltà e della scelta di individuare quel luogo come un elemento simbolico, che il lavoro del tempo o la volontà degli uomini, e questo è il tema molto interessante, hanno scelto di definire come un elemento simbolico di una portata identitaria per quella comunità, ovvero per quella gente, perché comunità è questo, non è popolo. E quando è che si è cominciato a usare in Italia il luogo della memoria in questo senso? Risalendo, cercando un po' con Google, con i motori di ricerca, che vedi un po' quando è che iniziano le occorrenze, oppure sono andata a vedere i titoli di libri, siamo in realtà negli anni 2000, ma c'è un antecedente, ed è un antecedente che per molti aspetti è profondamente legato a questa regione, ovvero è il libro Un percorso della memoria, guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia, a cura di Tristano Matta, pubblicato da Electa e dall'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Friuli Venezia Giulia nel 1996. Ma qui c'è quello che scompare nel lemma luogo di memoria, cioè c'è l'elisione di violenza. La memoria di che cosa? È la memoria della violenza e del trauma che quella violenza ha generato. Quindi quando adesso si sente utilizzare e per certi aspetti abusare luogo di memoria o luogo della memoria, in realtà sono sparite quelli che sono gli elementi che rendono pesante quel luogo, cioè quel punto, cioè un precipitato di senso simbolico in quel punto lì specifico, che è provocato da una dimensione traumatica che deriva da avere subito una violenza. Anche Pinocchio è un luogo di memoria nel senso appunto onoriano, ma noi non lo percepiamo così. Cioè c'è qualcosa che ci lega ai luoghi di memoria, che è la necessità di elaborare che cosa è accaduto. E io ringrazio molto per questo invito, perché io non ero mai venuta qui mi rendo conto che ogni luogo si trova a elaborare una sua specifica, particolare e puntiforme memoria che ha degli elementi di similarità, perché le genti, le varie comunità hanno vissuto traumi analoghi e subiscono ancora delle dimensioni nella dimensione della memoria privata e o collettiva che portano grandi divisioni che possono essere analoghe, ma nascono da specificità locali che ogni territorio ha, e quindi è probabilmente per questo che abbiamo avuto bisogno di appropriarci di questo lemma che nasceva per definire qualcos'altro, per cercare di dare un nome a qualcosa che grava i luoghi. Io finirei qua perché forse sono stata anche un po' pesante, poi passiamo a provare a rimpallarci un po' di esempi.
Sì, grazie di aver chiarito anche un po' meglio questo concetto, no? Il concetto di luogo è per noi geografi che abbiamo da poco cominciato a ragionare attorno a questo concetto, perché prima si parlava solo di paesaggio, poi con gli ecologisti e l'ecologia si è parlato di ambiente, però il luogo è tornato al centro dell'attenzione perché è un lemma polisemantico, come ricordavi tu deriva dal latino ed è bello perché tra i tanti significati ha quello di terreno che si vuole conservare in battaglia, di sepolcro e di tomba, naturalmente di paese, di spazio vissuto, ma anche di casa, e nella sua, prendendolo dal greco, anche il significato di utero e matrice. Quindi il luogo è la profondità della nostra dimensione spaziale, no? Quindi quando si parla di memoria di luogo, del senso del luogo, evidentemente non è più possibile legarlo solamente ad una dimensione fisica, cioè ad una porzione di spazio che io percorro, che percepisco, ma ad un insieme, come dicevi tu, di valori materiali, immateriali, di significati che, come ha detto Giampaolo, molte volte porta delle memorie confuse, turbate, non condivise, maturate da esperienze diverse e oggi con una varietà anche in questo Friuli che sembrava monolitico in un certo momento nelle sue certezze, nelle sue culture, che di fronte ad un Friuli che sta diventando sempre più multiculturale, multietnico, meticciato di mille situazioni e quindi con dei sensi che si intrecciano che possono essere anche conflittuali. E allora come faccio io a raccontare e a narrare oggi una memoria come quella della Repubblica della Carnia molto vasta? Quali sono gli strumenti? Quali sono i luoghi? Io credo che dobbiamo affidarci oggi alle comunità che sono, come abbiamo sentito oggi, quelle che hanno ereditato in qualche maniera e che forse in molti casi ne hanno perso quel significato che oggi abbiamo sentito qui raccontare e che noi o la mia generazione ha condiviso in quel rituale, oggi diventato rituale, ma quella volta molto sentito, 25 aprile. Con Luciano abbiamo visto prima una foto, l'inaugurazione nel 1975 del Monumento della Resistenza a Cividale, che allora era venuto Sandro Pertini, presidente della Camera, noi giovinastri cividalesi avevamo uno striscione con scritto Varalli, Zibecchi e Boschi, ora è sempre Resistenza. Chi ha memoria di questi tre nomi? La mia generazione erano 3 ragazzi, studenti uccisi negli scontri con la polizia e noi, quella per noi era il momento della memoria condivisa. Allora forse dobbiamo, in questo spazio confuso, cambiato, completamente diverso da allora, dobbiamo, io credo, affidarci alle popolazioni che vivono in questo momento, andando a ripescare da loro quella che è la loro narrazione. Noi abbiamo fatto questo esperimento, questo progetto a Forni di Sopra, facendo delle camminate di comunità con la popolazione, registrando quelli che erano i suoni, i rumori, i commenti in libertà, ed è venuto fuori una narrazione in cui solo una persona ha ricordato l'evento del paese che è stato bruciato, no? Mentre oggi c'erano completamente altre priorità di racconto che raccontano questa zona, quindi l'abbandono, l'agricoltura, il bosco che avanza, il fatto che non ci sono bambini, la scuola che è chiusa, le osterie che si contano su una mano, eccetera. Io credo che dovremmo
fare un po' questo ragionamento. Nel piano paesaggistico con cui sono stato coinvolto, a un certo punto si è deciso di individuare 40 poli simbolici che potessero legare questi valori al paesaggio e ai luoghi. Ci sono chiese, ci sono monasteri, ci sono molte cose della Grande Guerra, e proprio ieri sono andato a riprendere e dico, ma della Seconda Guerra che cosa c'è? C'è la foiba di Basovizza, la foiba di Munrupino, le malghe di Porzus, naturalmente, la risiera di San Saba, il Narodin Dom di Trieste e il Trotsky Dom di Gorizia. Cioè, a questo punto ho detto, non ci siamo. Cioè, non ci siamo perché evidentemente tutti i discorsi che abbiamo sentito oggi e le riflessioni che abbiamo fatto, evidentemente i punti simbolici o i siti sono ben altri, perché devono avere assolutamente una narrazione diversa. Io credo che ci siano due temi. Da un lato, un aspetto che hai sottolineato è quello di che cosa sono i luoghi oggi. I luoghi oggi sono una stratificazione di storie, necessariamente, dove in realtà si fa una gran fatica a leggere il livello che vuoi raccontare. Vi faccio un esempio. Appunto, vengo dall'Emilia Romagna, Fossoli, chi va a Fossoli, che vai per cercare l'ex campo, in realtà vedi ciò che resta del villaggio San Marco Istriano Dalmata, cioè vedi delle case che sono state trasformate nel modo di essere più confortevoli possibili, che erano delle baracche, però appunto ci sono delle tracce di indaco, delle tracce di siepi, e se tu cerchi di leggere il luogo, di vedere veramente ciò che hai davanti, non incontri la storia che per molto tempo si è voluta raccontare come si fa quando fai un'edizione critica di una raccolta di poesia, di uno scritto di un autore. Si sceglie un livello, ma in realtà andando a togliere quelle che sono state poi le sue scelte successive, dove ha emendato, eccetera. In realtà le edizioni critiche ben fatte registrano tutti i livelli precedenti e successivi di quel testo, e i luoghi sono adesso non vorrei entrare troppo nella semiotica, che peraltro non amo, però sono dei testi, e noi andiamo a cercare delle tracce di qualcosa che però nel tempo è cambiato. Non è che i luoghi sono rimasti fermi al 45. Il tema dei boschi è interessantissimo, ad esempio. Mi è capitato da poco di spiegare a una persona e dire sì, nei luoghi di strage, perché diceva Montesole, sono questi boschi bellissimi. Ho detto sì, i boschi sono un esito dell'abbandono che è fortemente connesso alla strage e poi al tempo che è passato successivamente, ma non è che il bosco era in quei territori, cioè, tu vai a vedere le foto di Montesole, Civago, tutta una serie di luoghi prima della strage, non c'era quel livello di bosco perché c'erano le capre, e quindi necessariamente il paesaggio era un paesaggio diverso, ci vivevano molto più persone, e questo è un elemento da tenere insieme. In questo senso mi ha colpito moltissimo una scelta di un piccolo museo della memoria, per certi aspetti, della memoria di una strage, molto vicino a qua, era sempre Ozak, ma siamo in un'altra nazione adesso, cioè siamo in Croazia, a Lipa, in Istria, dove appunto una strage, una strage pesantissima, comparabile a quelle versiliane per certi aspetti, ed è stata studiata recentemente da uno studioso di Udine, per l'appunto, che è Stefano Di Giusto, e lì la strage ha distrutto completamente il paese, il numero di morti è altissimo, quelli che tornano erano le persone che appunto quel giorno erano lontani perché erano con le bestie fuori al pascolo, oppure che erano in quel momento deportati in Italia nei campi fascisti. E la scelta, loro hanno anche una traccia molto particolare, hanno le fotografie della strage, perché un soldato, privatamente, tedesco, scatta delle immagini e si sente così sereno che le fa sviluppare a Ilska Bistrica, vicino, e nello studio Maraj, che è uno studio che esiste ancora, studio fotografico, tengono
quelli dello studio una stampa in più e solo da pochissimo, appunto guardando quelle fotografie, Stefano Di Giusto ha capito qual è l'unità responsabile. Quindi avevano un elemento che pochissimi musei della memoria possono avere, ma la scelta già nel 68, quando costruiscono il museo, non è raccontare solo la strage, ma inserire la vicenda della strage in un tempo lungo. Per cui loro in realtà fanno una cosa che io qui non ho mai visto da nessuna parte. Fanno sostanzialmente un museo di tradizioni popolari che ha una parte dedicata alla strage. Questo nel 68, quando fanno il primo museo. E successivamente, che si chiama in realtà Lipa Pamti, cioè Lipa ricorda. In realtà sarebbe Lipa Pamti e Givi, Lipa ricorda e vive. E nel riallestimento poi c'è stato chiaramente un abbandono negli anni '80, nella fase delle guerre in Jugoslavia, e hanno riaperto nel 2013, ma hanno mantenuto questo tempo lungo. E si va a fare un'esperienza, secondo me, molto, come dire, molto forte anche per i ragazzi che vanno lì in visita, perché noi continuiamo a pensare che ciò che è accaduto nel 43, 44, 45, per una serie di motivi noi lo sentiamo come estremamente vivo, ma io quando i ragazzi vengono a Montesole, nei trattamenti che sono stati fatti sul luogo recentemente, che hanno tolto le tracce dell'abbandono e hanno trasformato quei residui in... non si fanno gli scavi archeologici così, però diciamo che è stato fatto uno scavo archeologico attorno a quei resti. Lì di fianco c'è Cainua, che è uno scavo etrusco. Quando porti i ragazzini delle medie, sassi vedono e non hanno una percezione di tempo, cioè per loro è lontano uguale gli Etruschi e che cosa è successo a Montesole. E invece questo inserirlo sì nel tempo lungo, ma mostrando le vite delle persone e quindi tutti gli altri strumenti. Non possiamo raccontare, avere delle raccolte orali della vita degli Etruschi. Invece il racconto, quando capita di portare i ragazzi a Montesole e leggere le testimonianze di chi viveva prima lì, come Cornelia Paselli, e lì è sopravvissuta alla strage a Casaglia e poi è continuata a vivere lì, è morta lo scorso anno Cornelia, crea un rapporto col tempo completamente diverso, perché e con l'esperienza anche del luogo, della quotidianità, non so, raccontare le feste dei ragazzi, che erano diverse le feste dei ragazzi degli anni 30-40, però non erano così diverse dalle feste dei ragazzi che possono fare adesso. Quindi il luogo permette di essere un veicolo temporale. Però dobbiamo tenere presente che non si ferma, cioè continua a vivere. L'abbandono è una parte della vita del luogo. Non so se sono un po'... scusate. E invece sul tema che nel piano paesaggistico siano stati individuati rispetto alla Seconda Guerra Mondiale i luoghi della violenza, torniamo lì. Cioè, torniamo al fatto che non si è elaborato, cioè c'è una necessità per fare questo, cioè ancora qualcosa che brucia. E invece le memorie, quelle che sono le memorie del bene o le memorie di un straordinario tentativo di ripristinare la quotidianità e la normalità, è qualcosa che si riassorbe, è qualcosa che appunto non lascia traccia, perché in realtà ne lascia una enorme. Cioè continua a vivere. Cioè non percepisci la traccia perché non percepisci la cicatrice. La cicatrice è una traccia violenta che rimane impressa. L'altra invece è una traccia che viene riassorbita. Appunto è una buona cicatrice in realtà, è quella che non vedi più nel corpo. Sì, io credo che abbiamo aperte molte suggestioni, poi naturalmente il dibattito potrà essere ulteriormente con ulteriori sollecitazioni, però io mi pongo questa questione. Domani ci sarà questa passeggiata. È una passeggiata nei luoghi, è una passeggiata nella memoria, è una passeggiata nel paesaggio, come dice Turri,
Turri dice che un luogo diventa paesaggio perché nel paesaggio si intrecciano le vicende umane che si raffrontano con il contesto spaziale naturale, vengono trasformate, cambiano le funzioni, anche qui, no? Rispetto a quello che era il contesto della libera Repubblica della Carnia, oggi le funzioni dei luoghi e degli spazi sono diversi. Ci sono paesaggi dimenticati, altri conservati, altri che vengono valorizzati. Anche questo è un termine oggi molto forse abusato e pericoloso. Allora io mi sono chiesto, facendo queste riflessioni, partendo dagli errori fatti 10 anni fa, esiste un paesaggio rappresentativo della lotta di liberazione? O no? Esiste uno spazio che include memorie collettive, vissuti personali, azioni, relazioni, valori, in cui il paesaggio diventa bene, diventa patrimonio condiviso, diventa patrimonio di tutti. È chiaro che se noi vediamo questa visione in una realtà come quella della resistenza e della liberazione, la situazione diventa ancora più complessa, perché io vedo che ci sono delle tentazioni di museificare, quindi io museifico, lo lascio lì e addirittura, come succede in America negli historic site, artificializzo anche il tutto, superando invece l'accettazione della normalità e dell'evoluzione. E io direi, da un lato c'è il diritto alla memoria, ma forse dovremmo anche considerare un diritto all'oblio, o mettere nelle categorie in cui andiamo a raccontare questi paesaggi, a viverli attraverso chi li vive adesso, anche un diritto al non sapere, e fino a quando io devo continuare a far sapere, no? E in che modo? E io credo che i luoghi della memoria o i paesaggi della memoria, che siano aperti o al chiuso, devono avere l'obiettivo non solo di rivalutare, di mantenere alcuni fatti della storia, però di proporre una fruizione e una narrazione collettiva in cui alcuni segni ci sono, alcuni segni anche bellici non ci sono più, alcuni sono stati completamente trasformati, ma devono essere letti da chi oggi li vive e li fruisce. Direi che ci sono molti temi enormi e mi vengono in mente, stavo cercando di ricordarmi, c'è un tema che è quello di cercare di fermare. Tu hai usato il termine museificare, molto interessante, perché in realtà è appunto i musei adesso cercano anche di essere altro, cercano di cambiare, di non essere qualcosa che solamente pone una teca e cristallizza, però è rimasto l'uso di dire musificare come qualcosa che mette lì e mette appunto sotto teca, vetrinizza qualcosa e lo ferma nella sua vitalità. Questo mi fa pensare al tentativo difficilissimo, sostanzialmente impossibile, di mantenere tracce appunto di nuovo dei campi di concentramento e di sterminio. Cercavo di ricordarmi esattamente i 3 aggettivi che usa Primo Levi quando torna ad Auschwitz, molto avanti, e parlando di Auschwitz 1 dice che è tutto, direi, il primo non me lo ricordo, il secondo dovrebbe essere artificiale, ma il terzo è sicuramente manomesso, che è una parola molto pesante, perché prevede un'alterazione, cioè il tentativo di conservare determina un'alterazione e anche un contenimento. Ad esempio, quando i soldati dell'Armata Rossa entrano e trovano i grandi depositi, i grandi Canada, non erano quello che ora di cui si fa esperienza ora andando nel museo
di Auschwitz, cioè una techizzazione di quegli stessi oggetti, ma erano enormi depositi con queste cose, sì, gettate in cumuli a rinfusa o in alcuni casi già raccolti in sacchi pronti per essere mandati poi nelle varie trasformazioni che tutta la filiera economica del Reich richiedeva. E questa è già una profonda alterazione. E lui dice solo Birkenau aveva ancora qualcosa di simile, anche se appunto c'è il prato laddove c'era il fango, eccetera. Non si può chiedere ai luoghi di rispondere dando l'esperienza del campo, perché l'esperienza del campo si faceva solo nel campo. In questo, secondo me, c'è stata a lungo una sottovalutazione di quelle che sono le immagini e le immagini unite alle narrazioni. Le immagini sono un altro tema molto complicato su cui lavorare. Le immagini non sono solo immagini di propaganda, ci sono le immagini amatoriali, però bisogna sempre chiedersi chi sono, chi è che ha, quale intenzione c'è dietro a quell'immagine, cioè chi ha scattato quella fotografia. Però diciamo che ci permettono di quantomeno vedere, se non è percepire, però almeno uno dei sensi lo possiamo incontrare. E in questa profonda trasformazione dei luoghi, usare le immagini è uno strumento che a volte può essere disorientante, perché ti restituiscono un luogo che non è più quello che tu stai guardando. E questo può essere un tema. Quanto al diritto all'oblio, sono molto d'accordo, nel senso che più che il diritto all'oblio, secondo me c'è e anche la provocazione di dire anche al non sapere, secondo me si lega anche al diritto alla scoperta. Cioè, io faccio parte di una generazione che non ha vissuto la fase siamo un po' in mezzo tra una dimensione di una retorica resistenziale che è arrivata fino a un certo punto e poi inizia invece la retorica legata al tema della vittima. Noi siamo abbastanza in mezzo e io ricordo la scoperta di alcune storie, ricordo la prima volta che mi hanno mostrato, appunto, scusate, torno sempre alle immagini dei campi di concentramento e di sterminio, che poi ho cominciato a problematizzare solamente da grande, però ricordo anche la scoperta di quando ho capito che la strage di Marzabotto non era la strage di Marzabotto di partigiani, ma era la strage di Montesole di civili. Me lo ricordo chiaramente come un passaggio. E quel senso di scoperta, cioè non una cosa che mi veniva necessariamente dall'alto, ma qualcosa che camminando sul luogo mi veniva raccontata, è stata un'esperienza per me, quindi privato e personale, molto importante. Quindi forse i luoghi, percorrere i nudi luoghi e farti e guidare a vedere anche qualcosa che non c'è più, ma che ti viene raccontato, ha una potenza che resta, perché percorrere un luogo, appunto, ti possono raccontare dagli Etruschi fino a tempi più recenti, ma fino ai passaggi, a ciò che accade adesso, cioè i passaggi dei migranti. Adesso non è proprio il vostro confine, ma poco più in giù. Cioè sapere che il Silos di Trieste, che è stato il primo luogo del passaggio dei deportati prima dell'uso della risiera, adesso è il luogo dove si fermano e cercano, in questo strano interregno di illegalità, strana dimensione di limbo, è lo stesso luogo, lo stesso Silos, genera dei corticircuiti estremamente potenti. Però sono appunto delle cose dove fai fatica a essere guidato in un certo senso. C'è una dimensione per certi aspetti dove l'associazione la devi fare tu, cioè il diritto al non sapere e anche il diritto a scegliere come sapere. E secondo me nelle generazioni che subiscono troppo dall'alto queste cose si crea poi quello che vediamo, perché non ci sono solo venti di guerra e di fascismo, ci sono anche venti di rompere un tabù, penso molto alla Germania, che si dice ha lavorato tantissimo sulla memoria, però che cosa sta succedendo? Soprattutto in una parte della Germania dove si era detto a posto, noi abbiamo fatto i conti col nazismo, abbiamo fatto una denazificazione più pesante, così. In realtà qualcosa non ha funzionato.
Quanto tempo abbiamo a disposizione? Dobbiamo chiudere e facciamo un'ultima veloce riflessione. Sì, io riprenderei questo tema lanciando dal lato una riflessione geografica e anche una questione di scala, tutto quello che abbiamo parlato adesso, perché ci può essere una scala in cui io affronto il tema luogo e paesaggio di un'area vasta e può essere il micro dove posso lavorare con altri strumenti e altre profondità. E l'altro, io credo che sia il compito che attraverso questi strumenti, queste letture nuove che in qualche maniera stiamo proponendo, che sia quello proprio che dicevi tu, da un lato la scoperta, il diritto alla scoperta, però forse uso una parola, anche questa, messa molto in discussione, oggi si è parlato di Val di Tara, ma non vorrei dire quello, però un discorso di educazione, cioè qual è il compito delle agenzie educative per ragionare attorno a quello che è stato, a quello che è stato trasformato e quello che è adesso, perché i grandi temi che oggi abbiamo sentito, in particolare stamattina, i grandi obiettivi di futuro che la Repubblica Libera della Carnia si è data, oggi sono di estrema attualità e quindi dobbiamo rieducare, o meglio, educare nuovamente attraverso anche strumenti, condivisioni, perché credo che questo sia un compito fondamentale che passa, come dicevano prima gli storici, attraverso storia o memoria, passa attraverso la memoria, attraverso la storia, ma soprattutto credo che parta dalla consapevolezza che oggi continuiamo a produrre trasformazione dei luoghi, solo dobbiamo sapere sulla base di quale progetto più ampio lo stiamo facendo. Secondo me la sfida di questo luogo è appunto che cosa può raccontare questo luogo, e mi ha colpito moltissimo una cosa che mi sono segnata questa mattina proprio del primo intervento di Roberta Corbellini, che diceva il problema era trovare delle persone capaci di assumersi dei ruoli amministrativi, perché le persone non conoscevano più la solidarietà e la cooperazione, per via di 20 anni in cui esprimere il proprio parere su alcune questioni era meglio di no, perché sennò si subivano delle conseguenze. Ecco, io credo che questo sia ad esempio un punto fondamentale da insegnare, che ha un valore che travalica la dimensione storica, cioè il capire come si fa dopo 20 anni di un regime, o 20 anni che possono essere di meno o di più, ma a cominciare a ragionare in un altro modo. E questo è un valore che appunto valido nel 1944, ma valido in tutti i tempi. E quindi forse a partire da una camminata su questi luoghi, da quello che diventa il primo municipio, così capire come ci si riorganizza mentalmente, come ci si decide di nuovo di esporre, come appunto tutti quei problemi che avete enucleato in modo molto chiaro in una dimensione di fragilità, perché non si sapeva che cosa sarebbe successo dopo. Anche il ragionamento sul presente e sul futuro l'ho trovato molto, che era Chiara, credo che diceva questo, cioè si doveva guardare al futuro, ma con un'incombenza del presente pesantissimo, ma si fanno delle scelte che lì per lì sembrano minime, ma in realtà sono enormi, e sono quelle scelte che sono poi quella traccia che vi dicevo importantissima, ma non vista perché assorbita. E forse sottolineare questi aspetti da parte delle agenzie educative potrebbe essere l'elemento interessante, ma coinvolgendo gli educandi, perché tante volte il mio timore quando vedo che io stessa ti può succedere, soprattutto quando hai una massa di ragazzi davanti, che sono troppi, non si può lavorare con i grandi numeri, e innescare qualcosa in loro, coinvolgendo loro, non solamente raccontandogli qualcosa che per loro è lontanissimo. Devi trovare un modo per agganciarli, e questo tema del come si ricomincia a pensare con la propria testa, superando una dimensione di paura, ma
prendendo atto di una dimensione di ansia, di angoscia che il presente comunque ha, forse in realtà è molto più vicina al nostro tempo di quanto potessimo pensare. Quindi. Sì, un'ultima chiosa rispetto alla cosa che hai citato tu, erano una fotografia dei tempi di adesso. Le ultime elezioni comunali, qui c'è stata in tutta la montagna una fatica a trovare una lista e un sindaco, e un paio di comuni non avevano neanche nessun candidato. Quindi forse dovremmo rileggere con più attenzione quelli che erano i problemi di allora e capire perché oggi sta succedendo lo stesso. Bene, noi abbiamo finito. Ringrazio molto Elena Pilazzoli per aver avuto questo scambio di luoghi, per cui noi ti faremo sicuramente esperienze in Cagna e noi verremo a fare esperienze a Montesole. Io non ci sono stato, adesso sono molto incuriosito. Adesso dobbiamo lasciare la parola a Dino Spanghero per chiudere, volevo dire che appunto c'è una stratificazione molto complessa, no? E quella semplificazione, no? Che è stata fatta quando si è voluto raccontare, no? Prima fase, seconda fase, terza fase, anche la storia della donna libera o della resistenza, ormai non tiene più. Questa è la sensazione che io ho. Mi piacerebbe farvi una domanda, ma farla anche a tutti i compagni dell'AMPI. E voi proprio siete andati secondo me a toccare un punto molto critico. Quando si dice tutti questi lapidi, monumenti, no? Dove l'AMPI per esempio ritorna, no? A date fisse, a dire di nuovo ancora qualche cosa rispetto a quell'evento che è sempre traumatico, no? Si ritorna lì, non lo so, come ritorniamo? Come testimoni? La testimonianza ha ancora senso? Oppure ha senso in certi ambienti, mentre noi dobbiamo articolare su più piani la memoria, perché quel discorso che dicevi tu, i luoghi si trasformano, però i luoghi diventano anche simbolici di qualche cosa. Allora noi che cosa stiamo facendo adesso? Dobbiamo rielaborare, no? Passare dalla testimonianza a una rielaborazione, no? Forse ho fatto confusione, spero di no, però mi avete messo veramente in difficoltà. Ultima risposta: cosa facciamo noi domani andando a Passo Rest? Allora glielo dirà lei, perché anche noi abbiamo avuto quel problema. Come lo raccontiamo questo? E soprattutto, come li abbiamo scelti gli itinerari? Non c'è stato facile, ma forse abbiamo avuto più voglia di parlare di ricostruzione, chiamiamola così, cioè di spinta al futuro, piuttosto che la tragedia che si è chiusa poi dentro in quella pagina di storia lì. Io volevo solo 2 punti velocissimi, aspettate se non inciampo in tutte le mie borse. È già uscito questo discorso anni fa dei percorsi della memoria. Allora, intendevasi quali tragitti facevano i partigiani. La mia risposta è stata: i partigiani facevano, dato che erano gente del luogo per lo più, e ne ho schedati 700 di garibaldini,
e ve lo garantisco, facevano i tragitti che conoscevano dalle madri, dalle nonne, dalle zie, quando erano andati a piedi al funerale di uno in un altro posto. Però la differenza sostanziale all'interno della guerra era se il percorso era noto o no. Cioè, quando parte dalla zona di San Francesco, o adesso insomma da quelle parti lì, Mario Candotti in fuga per non cadere insieme con, stava portando dietro Andrea Perito eccetera, e va verso la Carnia, no? Si muove con le carte topografiche fino a un certo punto. Quando arriva in zona Forni di Sotto dice siamo salvi, qui non mi serve più nulla, è zona nota, no? Quindi bisogna stare attenti che uno non confonda un tragitto qualsiasi che comunque veniva fatto da partigiani, non partigiani, dalla nonna e dalla zia per un percorso della memoria. Questo era uno dei problemi, che le strade normali venissero confuse solo unicamente per percorsi partigiani. La seconda cosa che incide sulla storia è se i percorsi erano noti o no, perché qui che c'erano i nazisti dovevano farsi accompagnare da uno del luogo, perché altrimenti si perdevano, no? E quindi questo è il punto, mentre nelle città le vie le conoscevano, non sempre, come dice lei. 2, 3, ci sono luoghi che sono spariti. Allora, non credo col terremoto, perché qui è stato anche il terremoto, quindi, e poi tutta una serie di elaborazioni politiche del territorio che ha fatto sparire cose, sono comparse strade, eccetera. Io ho chiesto più volte a quelli di Paluzza che mi cercassero dove era la famosissima prigione di Paluzza, che avevano i tedeschi e i cosacchi, dove torturavano, c'erano cattivissimo. Nessuno sapeva neanche niente. Eppure il ricordo c'è di questo posto, perché non solo è stato il nonno di Marco Lepre, che volevano mandarlo in Germania, ma e poi si è salvato perché era vecchio, perché l'ha salvato Cioni praticamente. Ma anche, diciamo, altri dichiarano nelle testimonianze che sono all'istituto: siamo stati torturati nella prigione di Paluzza. Nessuno sa più dov'è, cioè hanno a un certo punto l'impressione netta che si sia voluto cancellare il terrore, l'orrore e la fame, di cui nessuno parla, la fame, cancellando i luoghi. Ecco, questa... o cambiando, facendo la scuola parrocchiale, dove era stato, per dire una fesseria qualsiasi, in modo di alterare la memoria, e adesso va tutto bene nel dopoguerra e quindi non occorre più ricordare. No, solamente una suggestione su questa cosa che i luoghi spariscono. In realtà appunto, se un luogo non ha lasciato una traccia, se non una dimensione del ricordo, ed è un ricordo pesante, dove nessuno nel tempo è voluto più tornare, ci sta che il luogo fisico sia sparito, ma il luogo della memoria non è sparito, qui andiamo a riprendere Norà, cioè la memoria di quel luogo non ha un precipitato fisico, ma ha un precipitato narrativo, memoriale e anche storico, se qualcuno vuole fare una ricerca, a prescindere dal fatto che sappiamo esattamente se era lì o era lì. Cioè abbiamo un toponimo e abbiamo tutta una serie di cose, e può essere più strano nel momento in cui si fissa in un luogo che non è quello. Vengo da una settimana di un seminario sui luoghi valdesi e lì è un tripudio di questioni di questo genere. Se il sinodo è stato fatto a Champforan, il lì o là, non si sa. A un certo punto si decide, guarda caso, nel periodo del fascismo, di segnarlo con un monumento. E su questo i valdesi hanno scritto pagine e pagine, però è una costruzione del luogo della memoria. E qui entriamo anche nel tema della topografia leggendaria, che segna non a caso i luoghi sacri, e farei molta attenzione al tema della sacralizzazione della memoria, perché è peggio che musificarla. La domanda è difficilissima, dopo ne parlo, nel senso che secondo me quello che state facendo e continuate a fare è esattamente in questa direzione, cioè il fatto che stiate continuando a reinventare
come si va sui luoghi, ponendovi la domanda, è già un atteggiamento, è già una risposta. Cioè il fatto che già problematizzate, vi chiedete come fare, è già una parte di lavoro e di elaborazione. Quindi questa giornata mi sembra già un ottimo punto di cammino, non di partenza, di cammino. Bene, grazie ad Elena Pirazzoli e a Mauro Pascolini, e adesso per le conclusioni ad Antonella Lestani. Bene, allora io direi che è stata una giornata interessante, molto, molto ricca di spunti e anche arricchente. Cosa dire? Comincio dalla fine. Quando noi abbiamo pensato a questa giornata, e qui rispondo proprio ai luoghi della memoria, abbiamo pensato che il focus doveva essere proprio il sentire della gente, quella int di cui parlava Giampaolo Gri. Quello che era rimasto di quelle violenze e di quello che io e tanti di noi hanno sentito anni fa dai testimoni quando erano vivi, tante fan, tante pore. Ecco, e tan freit. Questo era un mantra che ci veniva tramandato. E quindi anche nella scelta dei 3 luoghi di passeggiate, escursioni, noi abbiamo pensato di andare nei luoghi dove c'erano delle esperienze significative da parte della popolazione. Quindi a Pani, oltre alla battaglia di Pani, c'era tutta questa solidarietà, pensiamo all'Ors e agli altri che abitavano in quella valle, nei confronti dei partigiani, che noi volevamo valorizzare. Ma cosa volevamo valorizzare anche? Volevamo far capire alle persone che uscivano con noi come era cambiato il territorio e che quindi quando i partigiani mettevano una mitragliatrice perché aspettavano i nazisti dall'altra parte, loro quello lo vedevano. Adesso spiegavamo, qua voi non potete vedere niente, il paesaggio cambia perché il territorio è stato abbandonato, perché il bosco sta venendo avanti come in tanti altri territori, non c'è più, la monticazione, non c'è più il pascolo e quindi per forza di cose è un territorio che cambia, ma nel quale la memoria andrebbe ricostruita, perché non c'è niente che segni, se non ad esempio a Pani lo stavolo della congregazione e gli altri stavoli che saranno rimessi a posto, non c'è niente che segni o che racconti quell'esperienza. E quindi io credo che portando le persone e spiegando dal punto di vista storico e naturalistico e anche sociale quello che succedeva e sta succedendo adesso, si riesca a seminare un minimo di quello che noi vorremmo che rimanesse nella testa delle persone. Il secondo posto sarà Rest e anche lì è un'esperienza civile, no? L'esperienza delle donne che si offrono volontarie per la maggior parte e che quindi portano nutrimento rispetto alle portatrici carniche che portavano armi. Quindi è una distinzione anche di una resistenza diversa. Terzo posto, il piccolo borgo, recuperato proprio dai volontari, da Vaux-le-Monts, luogo di Virginia Tonelli, dove è nata Virginia Tonelli. Lì c'è un'esperienza di antifascismo, quindi si ricorderà cos'era l'antifascismo, cosa succedeva in quelle case dove la maggior parte
degli abitanti aveva partecipato alla guerra di Spagna, apparteneva al Partito Comunista in clandestinità, chi era Virginia Tonelli, che è stata una medaglia d'oro e bruciata a San Saba. Ecco, questi sono i valori e i luoghi, che possono essere anche delle cose immateriali, ma che servono, appunto, noi crediamo che il racconto unito alla storia possa essere utile per valorizzare questi luoghi. Altra cosa che noi abbiamo inserito nelle passeggiate è chiamiamola così, un'animazione teatrale. Abbiamo chiesto a dei ragazzi, proprio cerchiamo volontari per fare un'esperienza di animazione teatrale. Nessuno di loro aveva mai partecipato a un laboratorio teatrale. Abbiamo un'attrice, regista, che li ha preparati attraverso degli incontri, leggendo del materiale storico, e loro, assieme a questa regista, hanno scritto le sceneggiature. È stato interessante, domani sono curiosa anch'io di capire, ma la prima uscita che hanno fatto non è andare a rappresentare i partigiani col fucile vestiti da partigiani, ma erano dei ragazzi che portavano il segno della lotta del popolo palestinese e si sono chiesti se loro sarebbero stati capaci di fare quelle scelte lì, e sono venute fuori delle riflessioni molto particolari, ecco, sulla difficoltà di scegliere se proprio andare a combattere. Quindi io credo che anche nei giovani, perché sono ragazzi che hanno dai 21 ai 26, 27 anni, lavorare in questo modo sia utile sia per stimolare in loro delle curiosità, perché nessuno di loro conosceva queste storie, e quindi è già un altro seme che noi buttiamo, e magari c'è anche qualcuno tra loro che si appassiona alla storia e decide di andare in quella direzione, di iscriversi, andare a studiare storia, e ne abbiamo uno. Ecco. Quindi sono piccole tappe verso una consapevolezza di un periodo storico che può aiutare a capire anche questi ragazzi il presente. Adesso vado un po' veloce, nel senso che è stata una bella giornata. Siamo partiti appunto da questa storia dei CLN e dal fatto che appunto è stata un'esperienza, come ha detto Santopeli, ma anche ha ribadito Chiara Colombini e anche la stessa Roberta Corbellini, è stata un'esperienza breve, che ha condensato, proprio perché breve, delle azioni che guardavano al futuro, in mezzo a un equilibrio che era stato molto fragile tra partigiani e popolazione. Quindi perché c'era il terrore delle ritorsioni, perché c'era la paura della deportazione, e quindi c'è stato anche questo alto e basso nel rapporto con la gente. Un rapporto che, diciamo, poi è stato così, si è sviluppato anche attraverso il consenso che grazie al consenso del lavoro fatto da chi apparteneva a un partito politico, perché se non ci fossero stati Fabian, chi veniva da Udine, persone, diciamo, che avevano una formazione già maturata, non ci sarebbe stato sicuramente quello che è successo in così poco tempo. Ricordiamoci che c'è stata tutta quella zona grigia, appunto, che può essere chiamata attendista, che non è che non gli faceva comodo decidere, forse aveva anche paura di decidere, perché non si sa mai quello che può capitare, non si sa mai chi è il tuo vicino di casa, non si sa mai, magari quello è quello che va a spiare, non si sa mai se io non so, mi è capitato di sentire, io stiravo le divise per questo ufficiale tedesco perché mi davano da mangiare per portare queste cose a mio fratello che aveva la tisi ed era ricoverato a Venezia. Fine guerra, mi prendono, mi tagliano i capelli solo perché
io stiravo per avere qualcosa da mangiare. Ecco, questa testimonianza che ho sentito io con le mie orecchie era di una persona che non si sentiva di collaborare con i tedeschi, ma diceva io dovevo sopravvivere. Quindi sono scelte molto, io comprendo le scelte fatte in quei momenti. Mi viene in mente, per quanto riguarda quello che ha detto Giampaolo Gri, e diciamo questo modo di elaborare la morte, tutti quei funerali e quel coraggio delle donne che hanno avuto appunto nell'organizzare i funerali sia di Deldin sia di Aulo Magrini, che deviavano il percorso che era stato imposto, che partecipavano a centinaia, almeno da quello che si legge dalle testimonianze e dai testi, e anche quella era una forma di resistenza, anche quello era. E mi viene in mente, a proposito dei due fidanzatini che si sono sposati il 6 di dicembre del 44, che mio padre e mia madre si sono sposati il 28 dicembre del 43, perché mio padre si sono sposati alle 7, 6 e mezza di mattina, perché mio padre poi è andato in montagna. Quindi questa cosa mi ha mosso qualcosa, diciamo, dentro, è stata una cosa che mi ha ricordato i miei genitori, grazie. Quindi io credo, ecco, per concludere, che sì, storia e memoria sono, come ho detto stamattina, due percorsi diversi, utili tutti e due, utili quando l'ANPI vuol fare memoria andando su quei luoghi e quelle lapidi dove c'è stata tanta sofferenza. Quando noi andiamo lì e ci teniamo ad andare lì e a conservare anche quelle lapidi che sono state abbandonate, perché pian piano mancano i partigiani, mancano i familiari dei partigiani, molte lapidi, soprattutto quelle situate in montagna o sulle colline, dove anche adesso non abita più tanta gente, vengono abbandonate. Ecco, andare a recuperare anche quelle lapidi per noi è importante. È importante perché nonostante siano stati momenti tragici di terrore che ricordino stragi, è sempre, ci sta sempre a ricordare che queste persone avevano quell'idea di futuro in un presente in cui bisognava cercare di sopravvivere con la possibilità di immaginare quello che sarebbe venuto un domani. Ecco, io chiudo così, grazie.